Buonasera, apriamo questa sera la 58esima seduta del Consiglio Comunale. La seduta può essere vista in diretta sul canale televisivo della Tenda TV visibile su internet. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Mirella Bagliana, Andrea Casagrande, Gianantonio Darè, Giulio De Antoni, Giuseppe De Bastiani, Barbara De Nardi, Marco Dus, Alberto Pagotto, Roberto Perrella, Gianni Rasera, Mario Rosset, Silvia Salezze, Giancarlo Scottà, Assente giustificato. Roberto Tonon, Gianni Varaschin, Antonio Miatto e Paolo Sant'Antonio. Presente. Bene, allora, come avevo preannunciato ai colleghi capigruppo questa mattina, la seduta sarà come un consiglio comunale, pertanto cercheremo di seguire le regole di un consiglio comunale, anche se è un consiglio comunale atipico, nel senso che non delibereremo nulla, però gli interventi saranno dei consiglieri, un primo intervento di 7 minuti con domande, osservazioni, considerazioni personali, un secondo intervento di 5. Il direttore, ci siamo sentiti stamattina, farà una presentazione con un suo collaboratore, dopo vi presenterò, per una trentina di minuti con delle slide, quindi documentate, e poi ci sarà anche la replica del direttore per insomma, ogni giro di domande, osservazioni, eccetera. Allora, quindi espletiamo un attimo le formalità tipiche del Consiglio Comunale, quindi devo nominare Vabbè, e allora non nominiamo, vabbè, grazie. Andiamo avanti. Bene, allora passo a presentare il direttore generale dell'US 2, il dottor Francesco Benazzi, che è un medico chirurgo e laureato all'Università di Padova, specializzato in otorinolaringoiatria, in igiene e medicina preventiva e medicina legale. Ha lavorato come medico tanti anni all'ospedale di Treviso, mi risulta, prima di diventare direttore generale nel 2015 di tante US del Trevigiano, ma anche una nel Padovano. Ecco. Ringrazio il dottor Benazzi per la disponibilità e per aver accettato questo invito del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. Il collaboratore del dottor Benazzi è l'architetto Deste, se non erro, che è un responsabile dell'ufficio tecnico della direzione generale dell'US 2 trevigiana. Lascerei la parola al sindaco Antonio Miatto per un saluto o comunicazione. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, saluto anch'io il direttore Benazzi che è venuto a trovarci. Non vi nascondo che per molti mesi abbiamo fatto come gli Oreazzi e i Coriazzi e ci siamo inseguiti cambiando poi strategia. Io mi sono fermato, ho aspettato che lui passasse e abbiamo combinato la serata finalmente avendolo qua a parlare di un tema che ci è caro a noi come è caro a ogni comunità che abbia un ospedale, e tutti sono affezionati alla loro struttura e tutti avrebbero piacere di avere quantomeno un disegno abbastanza preciso di come si intende condurre questa struttura nell'ambito della sanità del nostro comune e del nostro territorio che ci circonda. Non è la prima volta che il direttore viene a trovarsi, anni fa era già stato a trovarci, aveva fatto un disegno ben preciso che tutti noi ricordiamo, poi è chiaro che sono intervenute tante cose, Covid in testa,
che ci ha visti tutti molto preoccupati, specialmente nelle fasi iniziali della malattia, dove il nemico era non solo invisibile ma anche non noto nei comportamenti, e quindi c'era stato bisogno anche di soluzioni o interventi, direi, drastici e pesanti da gestire. Bravamente la nostra ULSS ha fatto miracoli. Conoscevo il Dipartimento di Prevenzione per averci lavorato dentro, e quindi conoscevo anche chi si muoveva in quell'ambito là, e avevo modo di seguirne i patemi d'animo e le difficoltà che quotidianamente dovevano affrontare. I cittadini di Vittorio Veneto sono stati civilissimi, hanno accettato con santa rassegnazione ma anche con favore il fatto di intervenire in quel frangente, mettendo a disposizione il proprio nosocomio, che ha fatto la sua funzione egregiamente, grazie anche a tutto il personale che interveniva in quei frangenti, appunto. Sono intervenuti altri fattori a cambiare il mondo, per cui innalzamento di costi, diminuzione di medici disponibili e tante altre difficoltà. Questa sera il direttore ci chiarirà un pochettino il punto in cui siamo arrivati e quello che sono le intenzioni, anche temporizzate, mi auguro, per poter avere un senso migliore al nostro nosocomio e anche alla medicina del territorio. Grazie direttore di essere venuto. Bene, allora invito il dottor Benazzi a sedersi qui al centro, così potrà iniziare la sua relazione con l'architetto D'Este. Grazie. Adesso vediamo. Adesso mettiamo un badge, magari. Sì, mettiamo quello e dopo cambiamo il nome. Aggiungo che alcuni consiglieri si scusano, ma sono a casa con la febbre, per cui mi hanno chiesto di... Scusate la voce, un po' di raffreddore, ma comunque frutti stagione, non è Covid, sia chiaro, no? Per mettere tutti tranquilli. Sì, allora oggi abbiamo strutturato così, abbiamo strutturato una parte che è strutturale, quello che è stato fatto, quello che andremo a fare sostanzialmente nel corso tra PNRR e ovviamente il Piano Nazionale di Resilienza e Missione 6.1 che è quella della sanità, e naturalmente interventi che poi, oltre a questi, che è l'altro intervento importante, che è quello delle terapie intensive. Faccio una premessa, dopo l'architetto D'Este spiegherà meglio. Noi siamo partiti ancora col DL 34 del 2020 per l'emergenza Covid, che è stato poi approvato con una DGR 782 del 16/6/2020, dove sostanzialmente il progetto Arcuri, per capirsi, erano stati individuati complessivamente 4 interventi di terapia intensiva, 2 a Treviso, 1 a Oderzo e 1 a Vittorio Veneto. Questi interventi quindi sono partiti sostanzialmente, è stato fatto uno studio di fattibilità, poi lo spiegherà meglio l'architetto, sono stati individuati dei progettisti, STEAM di Padova e Work di Milano, e naturalmente il raggruppamento di imprese che era capofila era Guerrato. Tutto questo è stato sviluppato il progetto definitivo, e poi cosa è successo? Cito velocemente la cosa. È successo che sostanzialmente per una serie di cose il raggruppamento di Guerrato e l'Edilco di Matera sono stati inadempienti. Sono stati inadempienti a Treviso, infatti non siamo riusciti a fare niente, e sono stati inadempienti a Oderzo, e naturalmente d'accordo con la Regione, prima di partire con gli interventi qui, abbiamo chiesto al Ministero della Salute, cioè alla struttura commissariale, di poter cambiare, cioè di poter dire al posto di Guerrato mettiamo un'altra ditta, perché altrimenti ci blocchiamo con i lavori.
La struttura commissariale non ha risposto, nonostante lettere, addirittura D'Este con un altro collega è andato a Roma a parlare col commissario, poi ci siamo riferiti al Ministero della Salute e anche qua non abbiamo avuto risposta. Allora a questo punto con la Regione abbiamo deciso di riaggiornare il progetto, di aumentare ovviamente la cifra dei 2 milioni e qualcosa, che ovviamente è stato citato bene dal Sindaco, con i costi che sono lievitati dopo il Covid anche del 30% dei materiali. Abbiamo deciso quindi di aggiungere i soldi, poi lo dirà l'architetto D'Este, e di rifare praticamente il progetto e partire, ecco, con quello che è ovviamente il nuovo corso, e questo è finanziato e soprattutto e sarà in corso di realizzazione. L'altra cosa, vedrete l'ospedale di comunità, il finanziamento anche qua PNRR, e vedrete anche la casa di comunità e la COT che non c'è, ma che comunque dovrà essere finita entro marzo 2024. E poi un'altra serie di interventi che poi sono già stati fatti o sono in fase di, ovviamente, definitiva di conclusione. Per cui lascerei la parola, perché sono cose molto tecniche, all'architetto D'Este per poi riprenderle io per l'altra parte. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Cercherò di essere breve e anche molto sintetico nella mia descrizione, anche per non togliere spazio alle cose che dirà poi il direttore. Allora, partiamo con una breve carrellata dei principali interventi edilizi eseguiti nell'ultimo biennio nell'ospedale di Vittorio. Voi sapete che l'ospedale è una realtà in continua evoluzione e anche le trasformazioni del Covid lo hanno dimostrato, e sì che spesso ci si ritrova costretti a rincorrere trasformazioni anche in corso d'opera con progetti già avviati. Comunque il grosso intervento che è stato completato nel biennio è la parte di adeguamento, anzi miglioramento sismico dell'ospedale. Parliamo dei corpi alti con un investimento cospicuo, lo vedete, sono quasi 6 milioni di euro, questi sono importi di quadro economico, quindi hanno l'IVA, le spese tecniche eccetera. L'importo del contratto dei lavori è stato di 4 milioni 900 mila euro. Sono state ammodernate, prosegue l'ammodernamento, anzi direi delle camere di degenza per portarle a standard. Abbiamo fatto un altro blocco al settimo piano alla A, quindi sistemate alcune camere. Si tratta di realizzare dei bagni in camera che prima non c'erano per migliorare gli standard alberghieri, una ristrutturazione nell'area radiologica che prevede, ecco, l'investimento è soprattutto impiantistico, di una modifica delle layout e che è finalizzato a ospitare delle nuove attrezzature di ultima generazione che saranno acquisite, e poi un grosso investimento che è partito, e poi ne parlerà meglio il direttore, riguarda la riorganizzazione dell'area di distribuzione farmaceutica con l'acquisizione di un sistema robotizzato, e abbiamo dovuto preliminarmente adeguare i locali e riammodernare gli impianti, perché se non ci sono temperature controllate poi tutti i sistemi vanno in tilt, e la spesa era di 500.000 euro. Gli interventi in programma nel prossimo anno 2024 sono sostanzialmente 4, quelli li abbiamo riassunti, quelli principali naturalmente. Ecco, in questa slide vedete il primo intervento del PNRR che riguarda la realizzazione della nuova casa della comunità nell'attuale sede del distretto sociosanitario, quindi in piazza Foro Boario. Abbiamo realizzato il progetto esecutivo che è stato approvato con la delibera di giugno, che vedete qui citata. L'investimento è di 470.000 euro e il nostro obiettivo è di consegnare i lavori entro l'anno. La ditta è già stata selezionata e abbiamo già sottoscritto il contratto di appalto. Si tratta di un lavoro di riqualificazione impiantistica fondamentalmente, quindi non si prevede nessuna chiusura dell'attività del distretto. Si tratta di riammodernare degli impianti per un efficientamento energetico e
tutti coperti da contributo PNRR. E poi un altro investimento sempre legato, diciamo così, alla emergenza Covid, ma non finanziato dal DL 34 del 2020, è la realizzazione di 6 posti letto di terapia semi-intensiva che verranno realizzati al quarto piano ala B. Qui siamo in fase di progettazione definitiva, seguirà il progetto esecutivo naturalmente e l'affidamento dei lavori con l'obiettivo di iniziare i lavori a giugno 2024. Giugno 2024, quando si interviene in ospedale, voi sapete che dobbiamo anche liberare i locali, quindi spesse volte facciamo una enorme fatica a dover liberare le aree, quindi spostare dei pazienti per poter consegnare alle imprese dei locali liberi e disponibili. E poi abbiamo i 2 interventi principali che inizieranno il prossimo anno. Quindi sempre nell'ambito del PNRR, quindi intervento finanziato dall'Unione Europea, è la realizzazione di un nuovo ospedale di comunità al terzo piano. Abbiamo approvato il progetto esecutivo con questa delibera 1030 del maggio scorso, l'investimento è di 2 milioni di euro, anche qui consegneremo i lavori entro l'anno. Vuol dire che il cantiere vero e proprio inizierà da gennaio, però abbiamo già cominciato, anzi abbiamo ultimato lo spostamento dei pazienti dall'ala e qui adesso la presentazione andrà un po' più al concreto. E il secondo intervento, che è quello più importante, è quello legato al finanziamento parziale del DL 34 per la costruzione di un ampliamento per ospitare la nuova terapia intensiva a servizio dell'ospedale, con un investimento di 4 milioni e 2 e non più i 2 milioni e mezzo di cui parlava prima il direttore. Ecco, passerei velocemente a presentare il progetto dell'ospedale di comunità, l'intervento 1.3 della missione 6, questa è la localizzazione, lo vedete con la freccetta, questo è il corpo alto dell'ospedale, nel terzo piano verrà realizzata la ristrutturazione che adesso andremo a vedere, ecco, faremo l'intervento in questa area qui. È un'area di intervento di circa 1 migliaio di metri quadrati lordi, consiste nella ristrutturazione edilizia ed impiantistica del piano attraverso il riammodernamento di tutti gli ambienti con nuove finiture edilizie civili, ovviamente rifacimento degli impianti e non sto qui a dilungarmi troppo. Allora, tecnicamente cosa faremo? Dovremo andare a svuotare completamente il piano, quindi verrà fatta una demolizione completa, sia della parte muraria che della parte impiantistica, e verranno ricostruiti completamente tutte le partizioni interne, ridistribuiti gli impianti, eccetera, eccetera. Una particolarità sull'aspetto, diciamo così, strutturale, sui corpi alti dell'ospedale abbiamo fatto il miglioramento sismico, rimane sui piani da eseguire una ultima parte che riguarda il rinforzo strutturale della cappa del solaio per andare a irrigidire la struttura orizzontale, e questo si realizzerà attraverso una ulteriore realizzazione di una cappa collaborante a basso spessore. Ecco, sugli aspetti impiantistici direi che andrei via anche molto velocemente senza annoiarvi. Ci sarà un impianto di climatizzazione a ventico-vettori e ad aria primaria, verranno rifatti tutti gli impianti, i gas medicali che sono previsti per gli ospedali di comunità e sono addirittura più stringenti le caratteristiche e gli standard previsti rispetto alle degenze, questo è un po' un paradosso, e poi tutto il rinnovamento degli impianti tecnologici a norma, quindi la forza motrice, la distribuzione, quindi le chiamate, trasmissione dati, EVAC, rilevazione incendi, eccetera, eccetera. Ecco, se si riesce a vedere dai monitor, questa è l'ala che sarà ristrutturata, questa in grigio non è oggetto di intervento, questi sono 950 metri quadrati.
Nella parte sotto del disegno vedete che verranno ricavate tutte camere di degenza a 2 posti letto, tutte le stanze avranno il bagno in camera, più questa stanza singola, sempre con il bagno in camera. Naturalmente ci sono gli standard della legge 22 del 2002 da rispettare sulle funzioni, sulla distribuzione, sui percorsi che salterei nella mia presentazione. Insomma, l'ingresso al reparto avverrà da questo punto, naturalmente dal blocco ascensori del gruppo scale, con la via di fuga e la seconda scala di emergenza come previsto. E qui salterei questa cosa sulla descrizione. Ecco, questa magari il colpo d'occhio non dice granché, però vi fa capire il tipo di intervento che è piuttosto invasivo dal punto di vista della ristrutturazione, perché dove vedete giallo vuol dire che si demolisce, dove vedete rosso si ricostruisce. Di fatto si entra con un piccolo mezzo, un mini bob, per buttare giù tutto, da gestire naturalmente con le interferenze dell'ospedale ai piani superiori e inferiori che sono in funzione. Questo, ecco, è lo slot, vedete, dove si inserisce il nuovo ospedale di comunità rispetto alla sezione del fabbricato, e questi sono i dati riassuntivi, diciamo, dell'intervento, con l'importo dei lavori che è all'incirca 1.400.000 euro, con un quadro economico complessivo di 2 milioni di euro. Come vi dicevo, anche qui la ditta è già stata selezionata, l'appaltatore, ed è stato già sottoscritto il contratto. Per questo noi contiamo di consegnare i lavori entro il mese di dicembre. I locali sono ad oggi già stati liberati dalla direzione medica. Passerei adesso alla presentazione della nuova terapia intensiva, quindi l'ampliamento per ospitare la nuova terapia intensiva. Qui siamo a livello di progetto definitivo, quindi un gradino sotto al livello esecutivo, anche se in realtà per gli addetti ai lavori, insomma, il progetto definitivo non esiste più da luglio di quest'anno, diciamo, però questo è un appalto partito prima, e quindi dobbiamo sottostare alle procedure della gara indetta dalla Invitalia. Questa è la localizzazione. Ecco, questa è una foto dell'area esterna dove verrà realizzato l'ampliamento che verrà edificato qui e qui in questa posizione. Ecco, questo è un progetto molto interessante perché contiamo di raggiungere diversi obiettivi. Principalmente, certo, c'è la questione del DL 34 per ricavare i posti letto di terapia intensiva per l'emergenza Covid, ma non solo. Sono previsti 4+1 posti letto, poi lo vedrete meglio nella slide che segue. È stato pensato un collegamento che verrà realizzato in doppio, anzi, con gli altri servizi ospedalieri. Sarà un reparto che potrà sia ospitare pazienti Covid, ma anche in condizioni non di emergenza servire per terapia intensiva per il gruppo operatorio, e poi i soliti standard. Ecco, questo è, prima avevamo visto le foto, vedete sul tratteggio rosso l'area di inviluppo del nuovo ampliamento con questi collegamenti orizzontali ai piani. Il progetto consiste in un ampliamento di circa 750 metri quadrati su 2 livelli. Ci sarà un livello di piano rialzato e un livello di piano primo. Questo che vedete è l'immagine della distribuzione del progetto. Ecco, forse questa si vede un pochino meglio. Torno un attimo indietro per farvi vedere che in questo punto, in questo corridoio di collegamento, ci sarà il percorso
per gli esterni, quindi il personale all'area spogliatoi, ma anche i familiari che dovessero andare qui a fare dei colloqui o delle brevi visite. E in quest'area evidenziata in rosso invece ci sarà un collegamento funzionale con il settore operatorio esistente, che è una cosa su cui puntiamo molto, nel senso che, adesso mi dilungo 10 secondi, il settore operatorio dell'ospedale di Vittorio Veneto non ha attualmente una terapia intensiva, ha solo una recovery room. Cosa vuol dire? Che lì viene fatta preparazione di risveglio, però in casi di necessità bisogna andare a portare il paziente da un'altra parte, che vuol dire a Conegliano. E quindi il direttore ha detto: è inutile che facciamo un investimento di questa portata da usare solo per l'emergenza Covid. Con questo intervento dotiamo l'ospedale finalmente di 4 più 1 posti letto di terapia intensiva, in modo che la recovery room fa la recovery room e non deve fare da terapia intensiva post-operatoria. Procedo. Ecco, quindi gli aspetti progettuali sono sinteticamente: in questa area in open space ci saranno 4 posti letto, naturalmente tutti monitorati da questa console di comando, e questa che vedete separato è un ulteriore posto letto isolato per eventuali pazienti con patologie infettive particolari da tenere sotto controllo. C'è una bella area di lavoro per il personale, ma anche si pensa alla umanizzazione, quindi un percorso per gli eventuali parenti dei pazienti, quindi un locale di attesa, una stanza per i colloqui. Completa il tutto naturalmente l'area a servizio di supporto per il personale con gli spogliatoi, il medico di guardia, una stanza tisaneria, locale caposala e poi i depositi sporco puliti che sono previsti dalla norma della 22, il bagno assistito e poi una area decontaminazione che è necessaria prima di entrare in determinate condizioni nella terapia intensiva. Questa è un'area di preparazione e questa è un'area di lavoro per gli infermieri. Quindi si arriverà, lo vedete solo così marginalmente in questo segno rosso, questo sarà il collegamento al settore operatorio con il filtro e da qui si entra all'area della terapia intensiva. Al piano superiore invece in questo vano in basso verranno collocati tutti gli impianti tecnologici a servizio dell'ampliamento, quindi le UTA, eccetera, e poi ci rimane a disposizione quest'area di circa 390 metri quadrati che non rientra nelle disponibilità economiche per il momento dei finanziamenti che abbiamo, però contiamo di poterla sicuramente completare, perché verrà realizzata al grado avanzato, per ulteriori spazi da dedicare ad ambulatori, studi medici o altre necessità. Ecco, dal punto di vista dell'impatto esterno, ecco, la composizione architettonica è del tutto coerente con il volume del fabbricato esistente. Questa è la sagoma in grigio scuro della nuova terapia intensiva, che sarà a questo livello rialzato, se vedete la manina, mentre dove vedete queste feritoie sopra è prevista la collocazione degli impianti tecnologici a servizio del nuovo reparto. I dati riepilogativi: abbiamo detto una superficie lorda di piano di 750 metri quadrati, un 5.000 metri cubi di volume e i posti letto sono 4 più 1 isolato. Naturalmente il costo qui c'è un'alta tecnologia, quindi il costo è naturalmente superiore. Il progetto definitivo comunque è stato aggiornato recentemente, sia ai nuovi prezzi della Regione Veneto 2023 che ai nuovi standard emessi dalla Regione. Il tutto di concerto con la nostra direzione regionale di riferimento, che
come accennava prima il direttore, per superare questa fase di impasse e questo rimbalzo di competenze, perché a un certo punto la struttura commissariale è sparita, insomma, dai nostri radar, e quindi la Regione ha preso un po' in mano la situazione su sollecitazione del direttore, e abbiamo avuto finalmente il benestare a procedere su questo intervento. Quadro economico 4 milioni e 2, di cui in parte sono finanziati, in buona parte sono finanziati dal DL 34, l'importo dei lavori lo vedete lì, sono 3 milioni e 2 di contratto, e prevediamo di consegnare i lavori a marzo del 2024. E direi di fermarmi qui, io, se ci sono degli approfondimenti, direttore, che voleva qualcosa o... Lo giri tu dopo le cose? Sì, come vuole. Sì, magari due riflessioni sull'ospedale di comunità e ovviamente la casa di comunità. Allora, come sapete, il DM 77 ha portato sostanzialmente nel territorio giustamente tutta una serie di attività che prima venivano concentrate, proprio perché la sanità del futuro si prevede sia sostanzialmente territoriale. Allora ha previsto 3 strutture importanti, oltre all'infermiere di famiglia, che è un infermiere che oltre l'ADI seguirà sostanzialmente il percorso del paziente, che è un percorso anche legato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. Quindi all'interno delle case di comunità ci saranno gli infermieri di famiglia che dovranno ovviamente fare cosa? Supportare i medici di medicina generale nella gestione del paziente, diciamo dalla prevenzione fino alla presa in carico dell'ADI, e ovviamente anche garantire una serie di attività che sono oggi impensabili, ma che domani saranno il futuro, che quindi vuol dire la gestione dei device, quindi di braccialetti per la gestione di patologie croniche. Poi, se volete, entriamo anche nel merito. Noi inizieremo a sperimentarli su dei pazienti cronici selezionati da dicembre, in modo tale da poterli poi attivare nel momento in cui funzionano. Questi braccialetti seguono sostanzialmente, riescono a dare dei dati per lo scompenso cardiaco, degli alert, per la BPCO, bronchite cronica ostruttiva, per il paziente diabetico e ovviamente per l'ipertensione arteriosa. Quindi la gestione del paziente a domicilio, e che con questa ovviamente nuove tecnologie, la telemedicina e l'intelligenza artificiale, riuscirà sicuramente a essere gestito e avere poi l'approccio con l'infermiere di famiglia nel momento in cui serve, e l'alert importante nel momento in cui viene attivato lo specialista. Gli ospedali di comunità sono delle forme intermedie dove la persona che ha fatto un percorso in fase acuta va poi ovviamente a fare da 30 giorni a 60 giorni. Tenete conto che fino a 60 giorni il paziente non paga la retta alberghiera, a differenza dei centri servizi e delle case riposo, e farà la riabilitazione, farà il recupero. Se ci sono casi sociali avrà il tempo ovviamente di poter gestire, e la famiglia di gestire la rete, in modo tale da tenere il paziente là. Qui faremo 30 posti letto. Il rapporto sostanzialmente degli ospedali di comunità sono un rapporto di 8 infermieri e 8 OSS, 2 fisioterapisti e ovviamente il medico che farà delle ore all'interno dell'ospedale di comunità, cioè dalle 4 alle 8 ore alla settimana, perché chiaramente, essendo dentro l'ospedale, sarà gestito anche dagli specialisti ospedalieri. E la casa di comunità, come vi dicevo prima, ovviamente è diciamo un distretto avanzato, nel senso che là troveremo il medico di famiglia che ovviamente farà dei turni, quindi la presenza della medicina di famiglia anche a turno 6 giorni su 7, il resto sarà ovviamente coperto come sempre dalla continuità assistenziale. Ci saranno gli specialisti che si roteranno, specialisti ambulatoriali o specialisti ospedalieri, e sarà fornito di attrezzature tipo elettrocardiografo, elettromiografo, OCT per misurare ovviamente in caso di retinopatia, ci saranno lo spirometro, cioè tutte quelle attività e quelle tecnologie che serviranno per fare una diagnosi di primo livello e screenare il paziente. Ecco, questo è il concetto. Poi, se avete domande da fare, volentieri. Quindi andrei avanti sul percorso centralizzato. E chiaramente, come vedete, questi sono i
i vari distretti dell'ULSS, dove ci sono gli ospedali, i posti letto ospedalieri, quindi da Vittorio Conegliano, Montebelluna, Castelfranco. Serviremo anche per quota parte lo IOV, Treviso, Oderzo e Motta di Livenza, che sarebbe l'ORAS. Andiamo avanti, la parte territoriale, quindi tutti i distretti più i centri servizi, più le case di riposo, perché come sapete noi ovviamente forniamo i farmaci anche alle case di riposo. Quindi avremo, inizialmente serviremo tutto questo territorio, partendo ovviamente da Conegliano Vittorio e poi allargandoci agli altri distretti dell'azienda ULSS. Andiamo avanti. Queste sono la logistica oggi, come vedete, oggi purtroppo viene molto settorializzato, Castelfranco fa delle cose, quindi Asolo fa delle cose, Pieve ne fa delle altre e Treviso ne fa altre ancora, con una dispersione logistica importante, quindi e anche col rischio spesso e volentieri che proprio perché è una logistica differenziata e non è tracciata completamente, c'è molto di manuale in questo, col rischio poi di creare anche degli errori nella consegna dei farmaci o comunque mandare dei farmaci in ritardo, soprattutto alle case di riposo. Con questo sistema che viene tutto tracciato, poi il corriere porta direttamente e quindi non ci sarà più questo vulnus. Velocemente, vedete, stiamo già installandolo, stanno arrivando i tecnici per installarlo e quindi andiamo avanti. Questa è un po' la figura, le macchine che sono dentro, sono tutte ovviamente robotizzate con l'intelligenza artificiale, andiamo avanti e quindi queste sono le fasi, diciamo, del lavoro che faremo. Come vedete arriveremo poi all'ultima fase dove verrà ovviamente accorpata tutta l'azienda ULSS 2 e quindi tutto il sistema di smistamento del farmaco partirà da qua e andrà nei vari territori. Andiamo avanti, ecco, questo è importante, la telemedicina in CSA, cioè i centri servizi, cioè nelle RSA per capirsi. Noi ci siamo rifatti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come vedete il decreto 77 che vi citavo, e quindi abbiamo pensato di cominciare a ragionare portando la telemedicina e soprattutto il point of care, cioè quindi gli esami del sangue direttamente che vengono fatti in casa di riposo, senza spostare provette, ma soprattutto facendo in modo che il paziente non si sposti. Il paziente viene gestito in casa di riposo, andiamo avanti, grazie appunto a una serie di cose. Vedete, con questo progetto circa l'11% degli accessi al pronto soccorso arrivano dalle RSA, il 48% dei pazienti arriva entro l'anno in pronto soccorso e l'11% effettua più di 3 accessi in pronto soccorso, perché di fatto è così. Quando succede la febbre o uno scompenso cardiaco, giustamente casa di riposo manda il paziente per fare una serie di esami, eccetera. I ricoveri, anche qui andiamo a istituzionalizzare molti anziani che poi arrivano in ospedale per una serie di motivi, poi si scompensano, cioè aumentano, se hanno una demenza iniziale peggiora la demenza perché stare in ospedale sono fuori dal loro ambiente e naturalmente la mortalità intraospedaliera è dimostrata oggi con l'infezione ospedaliera è molto più alta, quindi il rischio è che l'anziano già fragile arrivi in ospedale e di conseguenza poi ovviamente possa prendere anche infezioni ospedaliere importanti. Andiamo avanti, questo è sostanzialmente il laboratorio decentrato, l'abbiamo provato dell'ISLA Treviso, è andato bene, funziona, come vedete questo serve, dovremo fare la formazione chiaramente degli infermieri delle RSA, però ecco, andiamo avanti. Questo progetto poi abbiamo fatto il protocollo febbre, come vedete se c'è una febbre associata a altri sintomi andiamo a fare una serie di esami, stiamo portando avanti il protocollo scompenso che è altro problema importante che hanno gli anziani e come andiamo avanti, come vedete è andato bene, abbiamo mandato i dati e siamo stati premiati da Agenas come il miglior progetto nazionale per quanto riguarda appunto l'integrazione sociosanitaria. Quindi adesso da gennaio li porteremo negli altri RSA, quindi partiremo dal Cesana Malanotti, dal Fenzia Conegliano, per poi scalare andando sempre nelle RSA più piccoli, in modo tale da riuscire a gestire direttamente all'interno senza bisogno di spostare i pazienti. Andiamo avanti. Questa è la situazione in medicina convenzionata del distretto di Pieve di Soligo, che nonostante ecco, la carenza di medici faccio una piccola chiosa al riguardo.
Voi sapete che c'è stato un imbuto formativo, cioè circa dal 2010 sostanzialmente i posti in medicina e in medicina convenzionata, quindi medicina di famiglia e pediatria di famiglia, sono stati ridotti. Adesso hanno aperto le maglie, però non hanno tenuto conto nella programmazione che la classe 57, 56, 55, 54 andava in pensione. Quindi praticamente questi medici che sono andati in pensione, anche il Covid è stato un acceleratore, non sono stati sostanzialmente sostituiti. Per cui noi ci troviamo nella condizione di occupare ovviamente tanti posti nella medicina generale con medici incarichi provvisori, quindi con colleghi che non sono specializzati, cioè hanno fatto i 3 anni di formazione e quindi chiaramente hanno dei debiti anche formativi e anche con ovviamente medici che inizialmente fanno la scelta della medicina generale, poi l'abbandonano per entrare in altre specialità, cioè in specialità ospedaliere. Comunque la situazione, vedete dov'è bianco, la situazione nel distretto di Pieve di Soligo, quindi tutto il distretto vostro, è buona, nel senso che andiamo avanti, grande carenza di medici famiglia, a parte, vedete c'è un po' il giallo dove abbiamo sostanzialmente 4 zone di pubblicazione, ne abbiamo coperta una, ma contiamo adesso a fine anno di riuscire a coprirne altre 3, per cui voi vedrete che è tutto bianco, quindi la situazione vostra rispetto a altre realtà diciamo che è migliore, più fiorente. Andiamo avanti. Questa è sempre la situazione del distretto, vedete, poi c'è il problema di Codogné, di quell'area là, dove molti medici si stanno spostando su Gagliarine e abbiamo il problema della scopertura di Codogné, però tra Codogné e Gagliarine sono pochi chilometri, per cui i medici preferiscono andare più a Gagliarine, quindi anche qui vedete abbiamo in pubblicazione 7 zone, una l'abbiamo già aggiudicata, contiamo a fine dicembre di coprirne altre, almeno altre 3. Andiamo avanti, questi sono i pediatri di libera scelta, sostanzialmente la realtà un po' in crisi è quella di Codogné, però devo dire onestamente i pediatri di libera scelta si trovano e quindi è la situazione sostanzialmente meno in sofferenza rispetto ad altre. Andiamo avanti, ecco qua il punto, la verità è il problema della continuità assistenziale. Sostanzialmente la continuità assistenziale non si trovano i medici, abbiamo difficoltà a trovare i medici di continuità assistenziale, che vuol dire medici che fanno la guardia medica. E anche qui dobbiamo ringraziare i medici di famiglia perché loro sostanzialmente si sostituiscono alla continuità assistenziale. Noi quindi riusciamo a coprire, anche se vedete rosso, riusciamo a coprire la continuità assistenziale grazie a orari in più, cioè paghiamo i medici di famiglia per fare ore in più a rotazione in modo tale da coprire la continuità assistenziale. Questo sarà il vero problema anche del futuro, come abbiamo problemi nei pronti soccorso perché anche gli ultimi posti, c'erano 136 posti in scuola di specialità tra Padova e Verona, ne sono stati coperti 46 perché nessuno vuole fare questo lavoro perché è un lavoro ovviamente a rischio, c'è la medicina difensiva e i giovani medici preferiscono fare altre specialità che sono anche più redditizie perché possono fare anche la libera professione. Andiamo avanti, questi sono invece gli specialisti ambulatoriali interni, come vedete anche qui ecco, abbiamo la fortuna che in quest'area qui gli SAI, quindi quelli che fanno l'ambulatorio, sostanzialmente non hanno abbandonato, ci sono, andiamo avanti, vedete le varie specialità, abbiamo un potenziamento di qualche ora ancora, ma sostanzialmente è una delle realtà dove maggiormente i SAI ha mantenuto, ecco, è rimasto strutturato all'interno dell'area delle Solighese, del Pieve di Soligo. Ecco, questi vedete sono tutte bene o male, non abbiamo ore scoperte, quindi questo è già un buon punto perché grazie anche alle nuove acquisizioni, che sono circa 150 ore che abbiamo acquisito recentemente, poi ne parleremo, avremo modo di affrontare meglio il concetto delle liste d'attesa. Ecco, io qua finirei dicendo altre 2 cose, sostanzialmente abbiamo gli investimenti in tecnologia, che cito, abbiamo sostanzialmente e complessivamente messo tra diagnostiche, multifunzione, rinnovo completo di tutta la sterilizzazione di Vittorio, i microscopi operatori dell'ORL e della chirurgia, 3 sistemi per anestesia nuovi, e degli ecografi portatili, degli ecografi ad alta fascia,
letti per emodialisi, portatili per radiografia, l'implementazione degli endoscopi, perché da gennaio partiremo anche qui aumentando l'endoscopia digestiva. Poi i ventilatori polmonari, finalmente stiamo trovando anche i pneumologi, poi vi dirò l'ortopanto, i riuniti, le colonne 4K per le chirurgie, gli ecografi intraoperatori, i defibrillatori, scusate, le barelle motorizzate per il pronto soccorso, le diagnostiche multifunzioni, eccetera. Anche qui un investimento di 3 milioni di euro solo di tecnologie che abbiamo fatto o stiamo facendo nel 2023. Altra cosa importante che abbiamo deciso, attiviamo il centro per l'US 2 degli interventi di cataratta, quindi ci organizzeremo dai primi di febbraio. Il centro unico della cataratta sarà a Vittorio Veneto, in Dei Sargeri, anzi sarà ambulatoriale in mezzo Dei Sargeri, quindi tutti i colleghi, quindi dell'US 2, non solo quelli di Conegliano, si alterneranno perché abbiamo tempi importanti per le cataratte, per cui l'idea nostra era quella di fare ovviamente un centro dove a turno i colleghi di Conegliano, di Treviso, di Castelfranco, Montebelluna verranno qui a fare interventi in modo tale da ridurre i tempi di attesa delle cataratte. Questo è un impegno che faremo. Il 1° dicembre arriva il chirurgo della massilofacciale per iniziare a lavorare con l'Otorino e abbiamo chiesto all'Università di Padova di far diventare l'ORL di Vittorio Veneto, quindi clinicizzata come professore associato ovviamente il nostro Otorino, che è il centro di riferimento regionale per questo. E il chirurgo plastico sta già lavorando con Andy Bertolin, quindi con l'ORL e con la chirurgia generale. Abbiamo anche intenzione, noi abbiamo avuto qualche problemino legato appunto alla carenza di medici, perché per dire noi abbiamo in anestesia e rianimazione dovremmo avere 9 medici, ne abbiamo 5 e stiamo ovviamente lavorando con i turnisti, quindi con i liberi professionisti, cioè con persone che sono in pensione e che ovviamente ci coprono le guardie, soprattutto le guardie notturne. Per quanto riguarda invece la medicina generale, per fortuna la mancano 3 medici, però a dicembre noi andremo ad assumere 17 medici e quindi andremo a coprire il grosso gap che ha Conegliano, dove mancano 6 medici, e Vittorio Veneto, dove mancano 3 medici. Chiaramente possiamo farlo perché si sono allargate le maglie ovviamente delle specialità e quindi si stanno specializzando a dicembre, perché prima effettivamente col discorso che dicevo non si trovavano i medici. E questo invece il problema, l'ortopedia, anche qui mancano 2 medici, arriveranno a fine anno, per cui potremo partire e ritornare a fare gli interventi di ortopedia anche qui a Conegliano. Qualcosa facciamo, dopo lo faremo a Vittorio Veneto. E per quanto riguarda poi la pneumologia, anche il dottor Lucernoni mancano 2 medici, anche qui andremo a prenderne 2, per cui riusciremo anche qui a riattivare ovviamente tutta la specialità chiaramente di pneumologia. Mancano, e questo purtroppo è assodato, non mancano solo qua, in ostetricia e ginecologia mancano 6 medici tra Conegliano e che servono Vittorio. Noi stiamo oggi, che seguivano Vittorio, noi stiamo oggi ottemperando alla gestione di un'unica ginecologia con medici ovviamente legati a cooperative e a libera professione, perché non si trovano ginecologi. Non riusciamo a trovarli, è un dato di fatto, io lo dico sempre, chi trova ginecologi me li porti che li assumo domani mattina. Purtroppo non è così ed è un dato di fatto. Sull'anestesia e rianimazione, anche qui a fine anno dovremo avere gli anestesisti e quindi il problema si dovrebbe risolvere. Tengo a precisare ovviamente che chiaramente la difficoltà legata all'assunzione di medici non dipende certamente da noi abbiamo le autorizzazioni per assumerli tutti, è chiaro che non si trovano sul mercato. No, non è questione di mani purtroppo, ma è questione che non si trovano nel mercato, perché diciamo che la fuga l'abbiamo già
avuta e sono andati nel privato, ma adesso li stiamo recuperando, quindi non è più una questione di soldi, è questione di persone che non si trovano, perché le scuole di specialità in ginecologia non ne specializzano tanti. Ecco, quindi adesso io mi fermerei qui, se no vado oltre, poi sono disponibile alle domande, qualsiasi tipo di domanda, e poi sono a disposizione vostra. Grazie. Bene, la ringrazio, direttore, grazie per la relazione dettagliata, grazie anche all'architetto Deste. Ora io aprirei la discussione ricordando ai consiglieri che hanno un primo intervento da 7 minuti e un secondo da 5. Prego. Consigliere D'Arè, prego. Tanto buonasera e un grazie al direttore. No, io vorrei capire, siccome ormai siamo venuti in questo Consiglio Comunale, questa è la seconda, mi pare, volta, e voglio ricordare che l'ospedale di Vittorio Veneto nell'area, nel periodo pandemico, si è messo a disposizione per la comunità trevigiana assieme naturalmente all'altro ospedale di Treviso, quindi credo che da parte nostra ci sia stata una sensibilità nei confronti dell'USL per la gestione di questo caso, di questa emergenza. È chiaro che cerchiamo di capire cosa vogliamo fare in questo futuro in questo ospedale. Certo, lei ha fatto una grande panoramica sulle spese e non sono poche, quindi ringraziamo per quanto riguarda la provincia di Treviso, però dobbiamo capire cosa si farà, diciamo, in un prossimo futuro dell'ospedale di Vittorio Veneto, quali sono i reparti che rimarranno, quali sono le specialità e la capacità, diciamo, abbiamo un grande reparto che è l'Otorino, che sicuramente va valorizzato perché è un ospedale molto importante, assieme agli altri, diciamo, perché per una tradizione storica, e quindi noi vogliamo che questo ospedale diventi un punto di riferimento. Noi non vogliamo avere tutte le specialità, non è giusto neanche, è giusto andare nei reparti specializzati per avere diciamo, la cura migliore. Dobbiamo capire questi 4 posti più 1 di terapia intensiva. Lei ha dato una data prima, mi pare marzo 2024. Io spero che nel marzo 2024 si parta, perché effettivamente noi vogliamo capire, e c'è apprensione nella città, perché quello che si dice è che questo diventa un ospedale di terza fascia o seconda fascia, prima fascia. Noi vogliamo che in alcuni reparti quello che rimanga diciamo che sia ospedali di avanguardia. Ripeto, la terapia intensiva assieme, diciamo, all'Otorino, che sicuramente dà una continuità, diciamo, importante, ma anche il maxillofacciale, che si era parlato in diverse occasioni, e quindi tutto un qualcosa di importante che va a definire il nostro ospedale un punto di riferimento almeno per qualche settore. Vorremmo capire se l'oculistica rimarrà a Conegliano, oppure abbiamo questa possibilità. Noi ringraziamo dell'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità è una geriatria, sì, l'abbiamo già a pagamento nel Cesare Malanotti. Non vogliamo essere, diciamo così, aggressivi nei suoi confronti, ma cerchiamo di portare a lei quelle che sono le istanze del territorio, che non è il comune di Vittorio Veneto, ma nella comunità, perché da qua arrivano anche tanti bellunesi, e quindi noi vogliamo che questo ospedale diventi un punto di riferimento per i settori che decide l'ULSS regionale, deciderà l'ULSS regionale, quelli che sono prioritari, ma il nostro territorio vuole avere delle certezze, e la mia domanda non è polemica, ma è sicuramente per far capire, anche perché chi ci guarda da casa sicuramente vuol capire dove andrà il nostro ospedale. Grazie. Grazie, consigliere D'Arè. Consigliere De Antoni. Sì, anch'io ho la voce molto bassa, scusatemi, forse se mi tengo.
Anch'io volevo prima fare 2 domande, quindi non faccia partire il tempo, per favore. La prima domanda era sui posti di terapia intensiva. Nella prima slide era scritto 6 posti letto di terapia intensiva, poi, come è stato precisato, sono 4 più 1. L'architetto, nel descriverli, ha detto sì, sono posti letto che vanno bene per i malati di Covid. Forse ha detto così, però, ma di fatto a noi interessano i posti letto di terapia intensivi a servizio delle sale operatorie. Questo è quello. Che poi, se dovesse ai noi tornare il Covid, possono anche essere in emergenza utilizzati per il Covid, naturalmente. Ecco, non capisco quell'intervento di 200, sto chiedendo sempre, Presidente, non capisco quell'intervento di 200-300 mila euro per questi posti letto di terapia semi-intensiva. Sono posti letto esistenti che utilizzeremo per la domanda. E l'altra domanda ultima, e poi farò l'intervento, l'altra domanda è quanti sono i posti letto nell'ospedale di Vittorio oggi autorizzati? Sono quelli dell'atto aziendale 2021, come modificato per l'ultima volta nel maggio-giugno del 2023? Sono quelli oppure o verranno rivisti in relazione a quello che sta succedendo, no? Perché ad esempio non ci sono i posti letto di terapia intensiva, credo, su quei 225 posti letto che risultano nell'atto aziendale. Volevo capire queste cose. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni, interventi? Consigliere Balliana, prego. Sì, grazie. Allora, io vorrei fare un po' di premesse rispetto alle considerazioni che vado a fare. Vorrei innanzitutto sottolineare l'alto prezzo che il territorio di Vittorio Veneto, in generale la nostra comunità, ha pagato durante l'emergenza Covid, proprio sia in termini di aver scelto come ospedale Covid l'ospedale di Vittorio Veneto, e questo ha fatto sì che molte specialità dell'ospedale, molti reparti si siano, tra virgolette, rimasti chiusi, o quantomeno non era accessibile le cure presso il nostro nosocomio. E questo ha fatto sì che appunto le persone o addirittura dovevano andare fuori rispetto al territorio nostro, oppure si sono rivolte alla sanità privata territoriale. E un'altra cosa volevo sottolineare, perché è giusto ricordare, siccome a me sembra che sia la prima volta che il dottor Benazzi, io non ricordo che sia venuta in questa consigliatura qui in Consiglio Comunale, potrei sbagliarmi, ma comunque vorrei ricordare appunto che anche in termini di mortalità Covid il nostro territorio ha pagato tantissimo, soprattutto la casa di riposo, il Cesana Malanotti, che è stata una delle case di riposo più colpite in termini di mortalità rispetto al Covid, e tutte una serie di questioni. È giusto, secondo me, ricordare per poi evitare eventualmente errori che magari sono stati fatti e quindi appunto evitare di rifarli, insomma. Non da ultimo ringraziare anche il personale che sia infermieristico che del Cesana Malanotti, che si è sottoposto a turni massacranti durante quel periodo. Detto questo, dal mio punto di vista, qui stasera, un po' mi ricollego a quello che diceva anche il consigliere Darè, sarà da decidere, o dire, non da decidere, ma comunque da proporre quello che sarà il futuro dell'ospedale di Vittorio Veneto. Mi spiego. O abbiamo l'idea di mantenere l'ospedale di Vittorio Veneto un ospedale di tipo generalista e non specializzato solo in alcune, specialità, e questo dal mio punto di vista è importante determinarlo, dirlo fin da subito qual è l'intenzione. E mi spiego, perché in questo periodo, insomma, di Covid, e in questo periodo in cui la crisi del sistema sanitario è molto forte, il nostro nosocomio ha visto ridursi parecchie potenzialità a livello, si è un po' depauperato in molte specialità. Vado un po' nell'ordine, abbiamo perso, insomma, per esempio le questioni di ortopedia, l'ha detto lei, la sala Gessi, c'è una persona adesso che
ha bisogno di fare un gesto, non può farlo naturalmente a Vittorio Veneto, ma deve recarsi a Conegliano. Qui mi sembra faccia solo la radiografia e poi deve accedere a Conegliano. Detto questo, abbiamo perso il servizio di gastroenterologia, abbiamo perso ambulatori di urologia e ginecologia, l'ha detto prima lei. Io vorrei sottolineare su ginecologia una questione importante, nel senso il nostro ospedale serve un territorio vastissimo, no? Non parliamo solo di cittadini di Vittorio Veneto, ma bensì di tutta l'area, quindi possiamo ipotizzare un 100.000 persone, insomma 60.000, 70.000 cittadini. Io mi chiedo anche da un punto di vista della questione di ginecologia, vuol dire, cioè è un servizio che deve essere assolutamente garantito sul territorio, perché altrimenti vuol dire appunto mettere in difficoltà parecchie donne rispetto all'accessibilità al servizio, voglio dire da un tipo di vista logistico e non solo. E tra l'altro anche non avendo il servizio sul territorio molte persone si rivolgono al sistema privato e questo è inevitabile. Detto questo c'è anche un discorso ad esempio del pronto soccorso, che è diventato adesso primo soccorso e quindi è ancora pronto soccorso, però allora, vabbè, quindi forse avevo un dato errato, però tendenzialmente vedo che il pronto soccorso di Conegliano è quello più affollato di solito rispetto al pronto soccorso di Vittorio Veneto, ma questo appunto potrei sbagliarmi. So che per esempio il servizio delle ambulanze è stato appaltato a una cooperativa esterna, ad esempio. Vabbè, detto questo, mi ritorno su un discorso appunto noi sosteniamo che l'ospedale di Vittorio Veneto deve rimanere generalista e quindi avere un potenziamento delle unità operative complesse di medicina, di chirurgia, di riabilitazione, otorino-laringologia l'abbiamo detto, di pneumologia, come diceva prima il reparto mi sa che è semivuoto a questo punto perché mancano i medici e potenziare e poi rimettere il reparto di ortopedia. Per quanto riguarda la questione delle terapie intensive, finalmente, cioè nel senso che è del 2002 che l'ospedale di Vittorio Veneto, dalle schede regionali, sta aspettando questi 4 posti di terapia intensiva, sono passati più di 20 anni praticamente, e ci sono voluti 20 anni perché finalmente il nostro ospedale sia dotato di posti di terapia intensiva. Tra l'altro mi sembra che sia l'unico ospedale a livello provinciale o regionale senza i posti di terapia intensiva. Quindi questo è determinante affinché l'ospedale possa mantenersi a carattere generalista e quindi far sì che ci siano anche interventi di tipo chirurgico di un certo livello, anche perché noi abbiamo degli professionisti, dei dottori, dei primari di alto livello che sono qui a Vittorio Veneto e secondo me è giusto che siano messi nelle condizioni di poter esprimere al massimo la loro possibile operatività, anche per richiamare dall'esterno insomma persone e cittadini che abbiano un'alta qualità di prestazioni. Vorrei solo, magari, non so, Presidente, se lei sta tenendo il cronometro dell'intervento, faccio altre 2 considerazioni, ma faccio veloce così poi magari mi risponde. Per quanto riguarda l'aspetto del personale, dal mio punto di vista va un po' rafforzato, nel senso che sappiamo che gli infermieri e anche i medici stanno facendo turni massacranti rispetto a questo, ore insomma di ferie magari giorni di ferie insomma saltati e quant'altro, quindi un occhio di riguardo deve essere assolutamente speso in questi termini e soprattutto il discorso di, come diceva lei prima, la fuga nel privato si è conclusa, però la domanda che le faccio è: ma com'è che non siamo riusciti a evitare questa fuga dei nostri medici e dei nostri infermieri nel privato? Questa è la questione che volevo porle. E vorrei affrontare altre 2 cose, se mi permette, ricollegarmi al discorso dell'ospedale di
della casa di comunità che voi col direttore avete detto che verrà sistemata al distretto, e su questo vorrei intervenire rispetto alla questione del consultorio di Vittorio Veneto. Le spiego anche perché. Allora, da quello che abbiamo potuto apprendere, il consultorio di Vittorio Veneto è stato, per quanto riguarda il servizio IAF, cioè infanzia, adolescenti e famiglia, è stato un po' diviso, no? Quindi la parte degli adolescenti è stata messa presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Rimane al consultorio l'infanzia e la famiglia. Allora, le chiedo, dal mio punto di vista, e speravo fin in ultima che anche l'aspetto delle specialistiche degli adolescenti, quindi neuropsichiatria e psicologia adolescenziale e giovanile, rimanesse al consultorio, e lei immagina anche perché, insomma, no? Perché un ragazzo, cioè, che deve magari avere una diagnosi o deve avere una certificazione, recarsi in un ospedale non è che sia il massimo da un punto di vista psicologico rispetto ad andare a un servizio territoriale. E appunto su questo volevo collegarmi e chiedendoli come mai avete deciso di mettere la casa di comunità al distretto e avete spostato il servizio adolescenti dall'altra parte. Voglio dire, non era più caso di spostare gli ambulatori tipo quello del dentistico o oculistico del distretto di là e far sì che l'aspetto giovanile e adolescenziale rimanesse al consultorio? Questa è la prima domanda. E poi magari mi fermo perché voglio lasciare spazio agli altri. Grazie. Sì. Facciamo un intervento del consigliere De Antoni e dopo magari se vuole fare una prima replica, perché vedo che... Prego, consigliere. Sì, adesso faccio l'intervento ufficiale. Volevo ringraziare il dottor Benazzi e il suo collaboratore di essere qui questa sera, perché in effetti in 4 anni e mezzo di Consiglio Comunale pochissime volte abbiamo parlato di sanità. Una volta abbiamo proposto un ordine del giorno come gruppo per chiedere, per avere diciamo, notizie sui ritardi, sulle difficoltà a gestire il dopo Covid o il durante Covid per quanto riguarda ricoveri e interventi, e poi c'è stato un intervento appunto della consigliera che ha appena parlato in riferimento al trasferimento del consultorio. Nient'altro in questi 4 anni e mezzo, quindi è un'occasione importante quella che lei sia oggi qui a parlarci di questo. Ci ha riferito di un sacco di cose, no? In tutti i settori, e quindi è un po' difficile poi fare sintesi rispetto alle cose che ha detto. Io volevo solo sottolineare un aspetto di tipo generale, e che quello che conta per noi popolazione di Vittorio, per la popolazione, sono i servizi di base. Importante il maxillofacciale, importante sono le cataratte, importante interventi specialistici di otorino che danno prestigio alla nostra struttura e quindi sono di richiamo anche per le persone che magari da lontano devono venire qui, ma la cosa importante è che i servizi di base vengano assicurati. Ora, io ho preso appunto l'atto aziendale 2021, l'ho ripreso esattamente, e sono andato a guardare per tutte le strutture, per tutte le unità operative previste, quelle unità operative speciali, come si chiama? UOS è semplice e C è complessa, non mi ricordo più le cose. Bene, sono andato a vedere quali sono, diciamo, le previsioni e qual è l'attuale situazione. Lei mi corregga se sbaglio, riassumendo questa cosa. Quindi era prevista l'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, ma diciamo questa non c'è più. Non esiste più nessun servizio a Vittorio Veneto. Nelle schede riportate sull'atto, io ho la scheda 11, la scheda 11. Quello che era la DGR la 614 del 14 maggio 2019, che è quella che fa testo per noi. Sì, ma penso che l'atto aziendale sia successivo, e nell'atto aziendale, nell'allegato, è riportato, questo è quello che le sto leggendo, però l'atto aziendale è del 2021, quindi dovrebbe essere quella. Gli allegati sono quelli al numero 11.2, mi sembra. Comunque,
io seguo quello e poi lei mi correggerà, insomma, ecco, non è che penso, purtroppo, come dico, le informazioni sono difficili da recepire e quindi a cercare sul sito è assai complicato. Io di solito mi baso su dati certi e non solo sulle informazioni che mi danno gli altri. Quindi era prevista la funzione di pediatria e patologia neonatale, che sono attività comunque garantite in ambito aziendale, però credo che a Vittorio Veneto non ci siano questi servizi, forse vengono o no, credo di no, gli operatori dall'ospedale di Treviso, non so, però da quello che so non ci sono. Per quanto riguarda il pronto soccorso, anche qui l'attività è gestita dall'unità operativa semplice di Conegliano e le voci corrono, come ha detto prima la consigliere Valiana, le voci corrono su una previsione nel prossimo anno che venga trasformato in punto di primo soccorso, quindi solo ambulanze e automedica. C'è la terapia intensiva prevista ancora nel vecchio piano, quindi bene, questo deve restare assolutamente. E poi c'è la sua affermazione fatta sul giornale, a proposito che su un giornale online, dove dice che la prossima settimana è previsto l'arrivo anche della chirurgia maxillofacciale, di conseguenza andremo a fare un reparto testa-collo importante, che tra l'altro è già anche un riferimento nazionale. E mi domando, un reparto così specialistico senza terapia intensiva può starci? Oppure saranno fatti certi interventi e non altri probabilmente, ecco. Però l'importante è che ci sia. Per la radiologia funziona sulle 12 ore giornaliere e questo crea problemi, come ha detto anche la consigliera che mi ha preceduto, soprattutto agli arrivi al pronto soccorso dopo le ore 20 che vengono trasferiti direttamente a Conegliano, anche se c'è una piccola slogatura o un piccolo problema anche in un semplice nella mano, insomma. Viene riportato sempre nell'atto aziendale che c'è la Breast Unit Vittorio Veneto Treviso, attività garantita dall'unità operativa semplice chirurgia sinologia Treviso Vittorio Veneto. Significa che i pazienti possono andare in ospedale Vittorio Veneto e trovano gli specialisti di Treviso, o piuttosto quando avviene un paziente a Vittorio Veneto lo mandiamo a Treviso? Domanda. Ortopedia e traumatologia, che erano un'unità operativa semplice, oggi non ci sono più perché, da quello che so, ma questo l'ho provato anche direttamente, ci sono solo attività ambulatoriali per visite programmate. Poi è prevista l'unità operativa semplice distrettuale chirurgia maxillofacciale e qui bene, se riusciamo a farla partire, come ha detto. Poi ci sono anche le unità operative complesse di pneumologia e oncologia. Su pneumologia, diciamo, c'è solo attività minimo ambulatoriale, anche se c'erano dei posti letto previsti in pneumologia, però diciamo qui c'è il primario, ma non ci sono i collaboratori medici che sarà. 4 collaboratori devono diventare 6 a fine anno. Ok, quindi poi potrà ripartire anche con le degenze probabilmente in maniera più elevata. L'oncologia, vabbè, è una struttura ambulatoriale, diciamo, di per sé, comunque ha un primario. E anche io ho avuto segnalazioni che alcuni ambulatori come gastroenterologia, vabbè, ostetricia, pediatria, lo sappiamo, ginecologia non ci sono più in ospedale. Sempre dalla stampa leggo del servizio, l'ha riferito anche lei poco fa, il centro di riferimento delle cataratte per tutta l'unità sanitaria locale 2, la funzione oculistica però nell'atto aziendale è prevista a Conegliano come unità operativa complessa e poi semplice, quindi verrà istituita nel nuovo atto aziendale o in una modifica anche la unità operativa semplice di oculistica. Non ho trovato nell'atto aziendale la presenza dell'unità operativa complessa di riabilitazione e recupero funzionale. Non esiste, però non c'è, nell'atto aziendale non l'ho trovata. C'è il primario, però diciamo si gira dietro ma non trova nessuno che lo aiuti. Ce ne sono. Sì, ma i posti letto sono proprio minimi, mi sembra 5. Ma comunque non c'è comunque, l'unità operativa complessa esiste in sé, c'è il primario, non è riportata nell'atto aziendale. Ma se è pubblicato, dottor direttore, è pubblicato nel maggio del 2023. Nel 23 io ho preso quello pubblicato nel 2023, delibera, no, gliela dico perché mi interessa.
Vabbè, ok, quindi sarà solo da mettere a posto perché sono... Va bene, mi fido di lei. Poi, ecco, le rifaccio la richiesta sui posti letto autorizzati per l'ospedale, che a me risultano 225, mentre ho visto con la slide che me ne dà solo 147, va bene. E volevo un attimo, non diciamo dire che quello che lei ha detto non è corretto, ma a me risulta che i medici di medicina generale a Vittorio Veneto siano tutti al di sopra del massimale di 1500, del vecchio 1500, alcuni hanno superato anche i 1800, ma la loro attività è davvero, diciamo, in grosse difficoltà. E ci sono, scusate, e ci sono già molti residenti a Vittorio Veneto che devono andare da un medico di base di un altro comune, che poi è quello di Tarzo. Ce ne sono numerosi che stanno già andando lì. Per quanto riguarda, infine, un'altra piccola cosa, sì, questo gliel'ho chiesto prima, sì, e poi se mi risponde poi agli altri due punti, quelli legati quello legato alla... mi ha già risposto velocemente alla terapia intensiva, che appunto è terapia intensiva o sala operatoria, ma non di Covid. Intanto finisco qui. Grazie, consigliere De Antoni. Se ci sono altre prenotazioni, consigliere De Nardi, prego. Grazie. Anch'io ringrazio il dottor Benazzi per essere venuto questa sera a parlare con noi. Forse mi sono persa io, mi pare che a un certo punto abbia detto dopo parliamo delle liste d'attesa e poi non ho... Ok. Allora, le racconto, io sarò un caso particolarmente sfortunato, però a fronte dell'illustrazione anche quasi idilliaca sui pediatri di famiglia, io le dico che l'anno scorso mia figlia, la pediatra, è andata in pensione e dopo averne cambiate 4 di fila perché venivano riassegnate in continuazione, alla fine, evidentemente erano incarichi temporanei, non lo so, alla fine siamo stati catapultati a Cappella Maggiore e l'addetto ULSS che mi ha telefonato per indicarmi la nuova pediatra mi ha detto: voi siete stati anche fortunati perché l'alternativa è Cordignano. Allora, per carità, io la casa dei miei genitori è praticamente attaccata all'ospedale di Costa, per cui arrivare fino a Cappella Maggiore, poi magari la portano loro quando io sono impegnata, non è drammatico. Però non oso immaginare uno che magari abita in Valle Appisina e deve portare il figlio a Cordignano dal pediatra. Magari anche persone che non hanno a disposizione un mezzo privato, non oso immaginare che difficoltà ci possano essere per queste persone. Per cui faccio fatica a vedere quella situazione idilliaca che ha descritto lei, quindi già io devo recarmi fuori comune e mi considero per prima fortunata, non solo per quello che mi ha detto il dipendente ULSS al telefono, perché appunto vedendo questa ipotesi devo dire che a qualcuno è andata peggio di me sicuramente. Sempre per le liste di attesa probabilmente sarà un altro soggetto affetto da sfortuna atavica, ma l'anno scorso la pediatra precedente di mia figlia le ha prescritto una visita allergologica e dopo mesi e mesi di tentativi inutili col call center dell'ULSS di Treviso che mi diceva non la mettiamo in lista d'attesa, richiami casualmente quando le capita e io chiedo ma chiamo fra un mese? No, lei provi. Dopo mesi e mesi di tentativi, da aprile a dicembre mi sono stufata, ho telefonato all'ULSS di Venezia e sono riuscita a trovare un posto libero per il 2 maggio dell'anno successivo rispetto alla prescrizione all'ospedale dell'Angelo di Mestre. E il racconto dei medici dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è stato: ma come mai venite
da noi, quando all'ergologia di Treviso pediatrica è straordinariamente migliore di noi. Io gli ho raccontato la vicenda e mi hanno detto: adesso abbiamo capito perché siamo pieni di pazienti dalla provincia di Treviso. Quindi evidentemente non era solo la storia, sta di fatto che prescritta a aprile 2022 mia figlia è riuscita a fare la visita a maggio del 2023. Per quanto riguarda invece la visita oculistica, speravo andasse un pochino meglio, prescritta aprile 2023, primo appuntamento disponibile tra l'ULSS 2, dove non c'era proprio nessun posto, e l'ULSS di Venezia, 13 dicembre al Lido di Venezia. Un'ora di vaporetto per arrivarci. Ora, siccome non credo di essere la catalizzatrice di tutte le sfortune e parlando con le persone, con i cittadini normali, questi problemi non sono solo miei, insomma mi piacerebbe che facessimo una riflessione seria su questa situazione, perché vuol dire che chi ha, o perché sono solo visite di controllo così senza grossi problemi, o perché non ha le capacità economiche o perché ha voglia di aspettare, rimane nel pubblico, altrimenti sappiamo che significa gravare i cittadini di una visita specialistica privata con i conseguenti costi. Non ripeto quello che hanno già detto gli altri colleghi consiglieri, perché in generale sulla questione relativa all'ospedale di Vittorio Veneto, perché non voglio far perdere tempo a nessuno. Un altro elemento che a mio avviso rende difficile la vita ai cittadini, alle donne, in questo caso abbiamo parlato di ginecologia, ma chi va a fare la mammografia a Conegliano, perché viene dirottata a Conegliano, non può neanche farsi mandare i referti a Vittorio Veneto, deve ritornare a Conegliano anche per recuperare il referto. E considerando che il referto trattasi di un CD, sì, magari non credo che nell'economia dell'ULSS sia un trasferimento così oneroso, ma che tra l'altro, considerando la situazione logistica dell'ospedale di Conegliano, che non è delle più felici, sicuramente meglio del Lido di Venezia, per carità, però insomma, magari si potrebbero agevolare queste donne che vanno a fare un esame che alla fine è veramente importante per la salute di tutte. Grazie. Grazie, consigliere Nardi. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Ringrazio il dottor Benazzi che con il suo collaboratore questa sera, anche secondo me per la prima volta durante questa consigliatura, viene a parlarci del futuro, perché era il titolo della prima slide, dell'ospedale di Vittorio Veneto, quindi delle prospettive, ma anche, mi auguro ovviamente, di quella che è la medicina di territorio, ovviamente. Considerando che fino a qualche anno fa l'ospedale di Vittorio sembrava come era paventata la tratta ferroviaria Conegliano-Vittorio, cioè un ramo secco, e da una parte abbiamo avuto l'elettrificazione, dall'altra parte, almeno da un punto di vista strutturale, sicuramente un intervento assolutamente necessario, trovandosi fra l'altro Vittorio Veneto in una zona sismica. Diciamo che qualche passo avanti è stato fatto negli anni. Ricordo era il 2019 o fine 18, inizio 19, che ci eravamo trovati a Venezia per in conferenza di servizio per il progetto relativo al miglioramento sismico del nostro ospedale. E da lì in qualche modo io ho avuto la sensazione che non fosse più un ramo da tagliare, perché non credo che si mettano a spendere milioni e milioni di euro su una struttura che poi deve essere chiusa. Da qui però a dire che le cose vanno bene
ne passa. Perché? Perché a fronte di alcune specialità che lei ha questa sera giustamente e correttamente elencato, fra l'altro alcune che, se non ricordo male com'è il funzionamento, portano anche dei denari all'interno dell'ULSS, maxillofacciale, ma soprattutto l'ORL, abbiamo quella che, pur comprendendo che non ci può essere tutto a Vittorio e tutto a Conegliano e tutto a Treviso e tutto a Motta, eccetera, questo lo sappiamo benissimo, ma, come è stato fatto notare dal collega De Antoni, vengono più sentite dalla popolazione, ma sentite perché sono obiettivamente più necessarie. Nel senso che alcuni interventi molto specialistici, benissimo se sono a Vittorio, però se poi ci mancano le specialità di base, diciamo, si sente una medicina più distante, diciamo così, o meglio, un'attenzione al territorio meno vicina. Perché dico questo? Perché non torno ovviamente a quel periodo in cui via l'ospedale di Conegliano, via quello di Vittorio lo facciamo a San Damiano, perché ormai quella è nella notte dei tempi. Che andasse bene o male, la storia si è svolta in un'altra maniera. Però, obiettivamente, anche se da un punto di vista di popolazione sicuramente l'ambito, mi fermo senza andare negli altri distretti, mi fermo ovviamente a quello di Pieve di Soligo, il bacino di utenza che fa capo in qualche modo all'ospedale di Conegliano è più rilevante da un punto di vista numerico di quello di Vittorio, la collocazione è sempre stata obiettivamente infelice per l'ospedale di Conegliano. E se uno arriva da Orsago, Cordignano, eccetera, arriva di gran lunga prima a Vittorio che è l'ospedale di Conegliano. Se poi per caso ne ha bisogno il venerdì mattina, è meglio che vada a Treviso, perché a Conegliano proprio non ci arriva. Gli investimenti sono stati fatti e cospicui, molto più cospicui presso l'ospedale di Conegliano, che si è mantenuto buona parte o quasi tutte le specialità che aveva a discapito di quello di Vittorio. Come ha ricordato prima anche, è la prima volta che sento la voce da parte dell'attuale maggioranza, come ha detto il collega, da parte del collega Darè, Vittorio ha dato, se posso essere molto franco, non per scelta, perché nessuno ha scelto, anche perché non spetta al Comune scegliere, durante il periodo Covid. Correttamente, come dire, da un punto di vista solidaristico, qualche ospedale doveva essere scelto, è stato scelto Vittorio. Non dico che in cambio ci vengono dati i posti di terapia intensiva, perché nelle schede regionali penso siano lì da più di 20 anni fermi i posti e mai realizzati. Secondo quello che ha detto prima anche l'architetto D'Este, finalmente stanno arrivando. Ora, se ci sono adesso, se ci saranno a breve i posti di terapia intensiva, perché le urgenze, fra virgolette, non possono essere fatte anche a Vittorio? Punto di domanda. Credo che una attenzione anche al territorio, anche per sgombrare il campo da quello che io spero sia un equivoco o una semplice diceria, che il nostro pronto soccorso diventerà un primo soccorso, sarebbe necessario sentirselo questa sera, perché come ha detto il collega Darè, noi vorremmo sapere cosa si fa nell'ospedale di Vittorio, non cosa resta, cosa portate, perché il punto nascita, mi ricordo quando l'ospedale doveva essere ristrutturato, sollevazione, non dico popolare, ma da parte di parecchi amministratori, ci tolgono il punto nascita. Era tornato, ma è tornato via. Ahimè, era tornato, ma è tornato via e non si è sollevata nessuna voce, nessuno ha detto nulla. Quindi rischiamo di perdere un pezzettino alla volta e trovarci con un bellissimo ospedale da un punto di vista strutturale,
ma carente da un punto di vista del servizio. O meglio, dovremmo, come è stato detto, rivolgerci sempre di più presso altri ospedali, che poi in qualche caso, se le visite sono programmate, se uno ha la possibilità anche di spostarsi autonomamente, che vada a Conegliano, alcune visite vengono, si viene chiamati addirittura a Godega, se non ricordo male, ma magari anche a Treviso se serve, non è un problema se è una cosa programmata. Ma ci sono situazioni anche, purtroppo lo sappiamo nel nostro territorio, in cui non c'è questa autonomia di movimento. Quindi in questo senso l'ospedale e le visite, quindi parliamo anche della medicina del territorio, dovrebbe essere più vicina possibile alle persone, anche se, questo lo ammetto, non è una colpa dell'UILS se ci sono pochi medici. Io spero davvero che la corsa verso il privato sia fermata, anzi che ricominci in senso inverso, però una attenzione al nostro territorio da un punto di vista dell'ospedale con le sue specialità, perché allora, detta molto francamente, non vorrei che il magazzino farmaceutico diventasse il contentino, come si dice da noi. Beh, abbiamo fatto il magazzino. Sì, allora regaliamo se siamo tutti d'accordo, il magazzino a Conegliano e ci teniamo il pronto soccorso. Perché del magazzino, francamente, i vittoriesi, se serve nel quadro generale dell'ULSS, perché è un servizio, ma per l'amor di Dio, chi dice di no? Come siamo stati molto contenti di aver fatto un servizio nel periodo Covid, il nostro ospedale di fatto era solo Covid. E ripeto, da un punto di vista di solidarietà comunitaria va benissimo, ma no, vi ho dato il magazzino per cui vi tolgo, no, questo no, anzi, siccome vi fate carico di tutto il magazzino che di fatto è un servizio per tutti, ma non porta nessun vantaggio alla comunità locale, oltre a quello, cara Vittorio Veneto, caro ospedale Vittorio Veneto, vi do anche qualcos'altro. Questo mi piacerebbe sentir dire, questo spero di sentir dire questa sera. Grazie. Grazie, consigliere. Se posso, faccio anche un piccolo intervento, dopo le lascio la parola così facciamo il primo giro. Cioè, quello che come cittadino a me sembra che manchi, ma non so neanche se sia compito suo stasera, eccetera, mi sembra che manchi un disegno, e quello che noi non capiamo, cioè una comunicazione su un disegno strategico di dove vuole andare a finire la sanità. Cioè, in questi anni qua si è assistito a un'evoluzione di tipo organizzativo da degli ospedali decentrati sul territorio a un sistema, non so se si chiami ancora hub and spoke, cioè centralizzato. Lei ha parlato anche di grossi investimenti che sono ovviamente apprezzabili in un disegno riorganizzativo globale della sanità, dal punto di vista della logistica, della telemedicina, degli investimenti in tecnologia che vanno ovviamente a sopperire a determinate evoluzioni tecnologiche e a determinati servizi che possono essere sostituiti. Quello che però il cittadino poi alla fine vede è che mancano, ci sono le liste di attesa, mancano i medici, eccetera. Quindi se anche voi, manager, top manager della sanità, poteste dare ai cittadini un disegno finale, cioè siamo partiti da questo modello non più sostenibile ed arriveremo a questo modello nel giro di 5 anni, 4 anni, 10 anni, che è sostenibile e vi dà questi vantaggi, ovviamente magari con dei servizi anche sul territorio, tipo i servizi di primo soccorso, cioè le cose che non possono essere poi centralizzate, ecco, questo sarebbe gradito ai cittadini. Grazie. Certo, allora, alle domande. Allora, sì, ringrazio anch'io il Vittorio Veneto, come ringrazio anche quota parte di Treviso che durante il periodo Covid si sono impegnati e hanno fatto dei sacrifici, però ricordo a me stesso, ricordo a tutti che nel periodo Covid, attenzione, non si sono fatte liste d'attesa, cioè non si sono fatti interventi programmati. Se vi ricordate,
casomai guardate le DGR, ma guardate anche le indicazioni del Ministero, si faceva solo la parte oncologica, quindi i pazienti oncologici, e il materno-infantile. Tutto il resto delle specialità non venivano fatte. Perché? Perché anche gli ospedali di Treviso, anche l'ospedale di Castelfranco, di Montebelluna, a parte Castelfranco, che aveva i pazienti oncologici, che è stato l'unico immune da Covid, tutti gli altri avevano pazienti Covid. No? Tanto per essere, dire le cose come stanno, per dire le cose come stanno. Poi noi sappiamo benissimo, siamo consapevoli, siamo partiti da 55.000 prestazioni galleggianti. 55.000 prestazioni galleggianti. Non è che abbiamo gli occhi foderati di prosciutto. Io continuamente chiedo scusa ai cittadini perché li abbiamo fatti soffrire rispetto a questo. E sono anche consapevole che chi prende 800 euro al mese non può andare dal privato. Io sono uno strenuo difensore della sanità pubblica, ci credo, però faccio anche qualche riflessione ai consiglieri. Allora, ci sono state 2 spendi review, perché è inutile che ci nascondiamo, 2 spendi review. Partiamo dal 2010, governo Monti per capirsi. Abbiamo perso 35 miliardi, la sanità ha perso 35 miliardi. Per cui, voglio dire, è arrivato il Covid, quindi siamo andati a un PIL del 6,4%, che a malapena si riusciva a garantire la normalità dei servizi, Poi è arrivato il Covid, qualcuno ha aperto un po' le borse, tant'è del personale, tant'è che quello che potevamo assumere li abbiamo assunti. È chiaro che purtroppo non c'erano specialisti e ancora oggi, perché io ho portato un po' di articoli dalla Repubblica, cioè quindi giornali dove si dice chiaramente sanità, l'allarme CGL, cioè voglio dire, non è una cosa che nasce da ieri, nasce da tanto tempo, cioè nasce da una cattiva programmazione. Purtroppo noi siamo i figli di questa cattiva programmazione. Cioè, se mi mancano gli specialisti, allora tanto per essere chiari, dei miei medici, dico i miei perché me li coccolo, perché ritengo che quelli che sono rimasti nella sanità pubblica sono degli eroi, perché diceva giustamente il Signore, invece di pagarli, da noi prendono un aiuto, prende 2.500 euro, nel pubblico ne prende 6.000, purtroppo, nel privato, ne prende 6.000, quindi è chiaro che c'è un gap differenziale straordinario, ma è una vita che il MEF non cambia i contratti collettivi nazionali, siamo il Ministero, cioè voglio dire della pubblica amministrazione, quindi è chiaro che questo gap è rimasto, però c'è ancora gente che resta a lavorare da noi, quindi li stiamo affrontando le liste d'attesa. Adesso questi sono dati che gira la Regione, che vengono forniti, c'è un grafico, allora è chiaro che ancora oggi noi stiamo azzerando tutte le liste, praticamente le abbiamo azzerate. La classe D abbiamo ancora sostanzialmente in piedi da fare 4.628 prestazioni galleggianti della classe D, quindi vuol dire chiaro che qualcuno ancora sta, e della classe P ne abbiamo 9.762. Noi contiamo entro gennaio 2024 di azzerare le D. Ci porteremo, purtroppo lo dico, ma è così, ci porteremo le P chiaramente fino a giugno del 2024, ma lo sappiamo perché quelli sono le persone. La Regione Veneto ci ha messo, lo dico sempre, 5.600.000 euro di prestazioni aggiuntive, cioè i nostri medici possono fare delle prestazioni in più a 80 euro l'ora. Lo fanno, ma non è che un medico può fare 200 ore al mese, cioè voglio dire, non le può fare perché non scoppia, deve fare guardie, reperibilità, liste d'attesa, sale operatorie, cioè, ecco, quindi noi abbiamo la fortuna, lo dico, che quest'anno, per fortuna, a dicembre, abbiamo la fortuna di poter prendere chirurghi, che li troviamo, internisti, che li troviamo, ginecologi, nessuno purtroppo, ma lo dico perché non ci sono ginecologi, cioè non li troviamo, dopo parlerò anche del punto parto, non li troviamo i ginecologi, cioè possiamo fare quello che vogliamo, purtroppo il ginecologo esce dalla specialità ed è una specialità che trova da lavorare domani mattina da qualsiasi parte. Questa pacchia finirà, io sono convinto, perché andando avanti negli anni e aumentando le scuole di specialità avremo modo anche di avere i ginecologi, ma oggi, facevo vedere al sindaco, noi per mantenere in piedi Conegliano, che è almeno un punto, che dopo vedremo il punto nascita, cioè voglio dire, abbiamo bisogno ogni settimana di 18 guardie, 18 che vengono dall'esterno, cioè liberi professionisti che sono in pensione,
che possono lavorare, da noi possono lavorare fino a 70, come liberi professionisti anche fino a 80, tant'è che lei citava gli Alberoni, c'è un medico, si informi, che ha 84 anni che lavora ancora là, agli Alberoni, in libera professione. Questa è la verità, cioè è un sistema che deve ovviamente riorganizzarsi, però per le liste d'attesa noi stiamo lavorando con molte difficoltà, io non lo nascondo e mi scuso sempre con la gente, ma arriveremo a giugno 2024 ad abbatterle. Faccio un altro esempio, abbiamo medici di famiglia giovani, che noi mettiamo medici di famiglia che non hanno fatto neanche i 3 anni di specialità, la stanno facendo, ma si sono appena laureati, uno si laurea 27, 26, 27, 28 anni, a seconda se è più o meno bravo, comunque in quell'arco di età. Perfetto, non ha mai visto un paziente o l'ha visto poco. Noi li mettiamo a fare i medici di famiglia, questa è la verità, incarichi provvisori. Il problema qual è? Che queste persone, che il medico che è andato in pensione, classe 57, 55, 56, non trasferisce a questo medico i dati dei suoi pazienti, non li trasferisce, per un problema molto semplice, si appellano alla privacy. E noi non possiamo fare niente, che sono liberi professionisti. Allora, Francesco Benazzi va dal medico e dice: sa dottor, mi cago, fa depressione, do queste pastiglie, non mi fido mia. Faccio una serie di esami, di richieste, perché non mi fido, ma è così. E quindi noi abbiamo un'implementazione oggi del 20-30% in più di prestazioni, perché? Perché c'è la medicina difensiva, ma dobbiamo dircele queste cose qua, non è che possiamo, questa è la verità. Qualcuno di voi avrà avuto un medico giovane, sa benissimo com'è la situazione, sa benissimo che è impattato in questo e quindi sono ulteriori prestazioni con gli stessi medici che abbiamo avuto post-Covid, perché la verità è che dal 2019 tanta gente, cioè noi abbiamo avuto il 25% di medici in dotazione organica che sono andati in pensione, Quindi stiamo ripopolandoli ovviamente, ma con un po' ovviamente di difficoltà. Quindi è chiaro, adesso noi abbiamo imposto i nostri oculisti, perché avevamo, tanto per capirsi, 5.000 visite galleggianti di oculistica, 5.000. Li abbiamo imposto i nostri oculisti e adesso lo stanno facendo. Stanno facendo le visite, stanno cercando di azzerare le liste attese. È chiaro che quando uno ne ha 5.000 non è che vedi il risultato domani mattina. Il risultato lo vedremo, continuo a ribadire, lo vedremo entro marzo-aprile 2024, perché si metteranno alla pari e continueranno a fare questo. Quindi è chiaro che c'è una difficoltà, io sono il primo a dirlo, però il Covid è stato destruente, 2 anni di Covid sono stati destruenti, sia per l'accumulo ovviamente delle liste d'attesa, delle galleggianti, li chiamiamo così, sia per il fatto che i medici se ne sono andati. Stiamo ripopolandoli ovviamente, perché adesso stiamo sempre di più acquisendo medici giovani che arrivano, specialisti, però è chiaro che ci vuole del tempo per far questo. Per quanto riguarda la pneumologia, oggi sono 4 medici, chiaramente ne servono 6, quindi 2 li dovremo prendere a fine anno perché sono in graduatoria, sono dei giovani medici specialisti che arriveranno, ce ne sono 12 in graduatoria, ne prenderemo i 2 che mancano per Vittorio Veneto, ne prenderemo i 4 che mancano per Montebelluna e i 3 che mancano per Treviso, in modo tale da avere la dotazione organica completa e quindi poter ripristinare un'attività di pneumologia che prima facevamo a 360 gradi e che andremo a fare con l'anno nuovo. Quindi credo che sia fondamentale, portare le persone, che se non abbiamo i medici, chiaramente senza i medici non si fanno le attività. Per quanto riguarda il pronto soccorso, lo ribadisco, assolutamente il pronto soccorso non si tocca. Le cooperative che fanno il servizio fanno i trasporti secondari, ma come li fanno qua? Li fanno a Conegliano, li fanno a Treviso e li fanno a Montebelluna. Cioè, i trasporti secondari sono tutti dati alle cooperative, perché il SUEM fa i trasporti primari, cioè l'urgenza-emergenza, e gli altri fanno i trasporti secondari, dall'ospedale all'abitazione, dall'ospedale alla casa di riposo, oppure i codici cosiddetti inferiori che vengono gestiti dai trasporti secondari, quindi non c'è un problema legato effettivamente, vogliamo sminuire eccetera, no, si fa dappertutto, cioè la cooperativa c'è dappertutto, si chiama Croce, si chiama cooperativa, però c'è dappertutto. Quindi stavo dicendo, quindi riprendendo il discorso, abbiamo avuto 2 spendi review, chiaramente, abbiamo avuto un blocco delle assunzioni, ricordo a tutti sempre il governo Monti con commissario Bondi,
quindi parliamo 2010, fece la spending review e portò il tetto di spesa del personale al 2004 meno l'1,4%. 2004 significa che non c'erano certi servizi, quindi immaginate quando si poteva fare la rotazione del personale, questa è stata bloccata dal tetto di spesa. Quindi abbiamo anche questo e purtroppo i vari governi che si sono succeduti, perché il MEF ha obbligato a fare questo per il patto di stabilità con l'Europa, ha dovuto mantenere questo tetto di spesa. Noi siamo fortunati perché la Regione Veneto ha un bilancio in pareggio, se non in attivo, e quindi possiamo aumentare di anno in anno, quando c'è ovviamente il pareggio di bilancio, del 10% complessivo a livello regionale il tetto di spesa. Per cui questo problema non l'abbiamo, salvo trovare i medici. Dicevo al sindaco prima, li facevo vedere, adesso abbiamo i nuovi chiaramente professionisti e quindi assumeremo per Vittorio Veneto una cinquantina di infermieri perché chiaramente mancano oggi nei vari servizi, compresi ovviamente anche nel pronto soccorso che mancano, scusate, medici e infermieri. Ecco, quindi in qualche modo vedremo di coprire anche questo. Per quanto riguarda ovviamente i servizi di base, allora, per quanto riguarda l'ortopedia dovremo assumere 2 ortopedici, quindi torneremo con l'ortopedia. Sull'orologia stessa cosa, nel senso che faremo gli ambulatori orologici. Sulla ginecologia e punto parto, lo dico così rispondo un po' in generale, vi do dei dati prima del Covid, quando c'era ovviamente il punto nascita qui a Vittorio Veneto. Dopo sono dati che posso passare senza problemi. Allora, quando c'era ancora il punto nascita, del comune di residenza, cioè dell'area di Vittorio Veneto, che venivano a partorire a Vittorio Veneto, erano 62 persone. I vittoriesi che partorivano a Vittorio Veneto erano 62 persone. Gli altri arrivavano da altri territori, da altri distretti dell'US2 e anche dall'area di Conegliano. Quindi voglio dire, i vittoriesi che partorivano a Vittorio erano solo 62 persone. No, lo dico perché, no, ma è un dato di fatto. Adesso noi non abbiamo ginecologi, quindi è inutile che io venga qua a promettervi che apro il punto nascita perché mi è impossibile. Ma ve lo dico con molta franchezza che erano 62 persone i vittoriesi che venivano a partorire a Vittorio. E il resto erano coneglianesi, il resto erano di altri territori, qualche friulano, cioè voglio dire, no, la verità è questa, cioè adesso chiaramente abbiamo il problema dei ginecologi che non abbiamo, vi dicevo, ogni settimana 18 turni, 19 turni a Conegliano per quanto riguarda i ginecologi. Questo sarà un problema, nel senso che la ginecologia resta sostanzialmente un problema. Non c'è niente da fare finché non troveremo i ginecologi. Riusciremo a risolvere l'urologia, l'ortopedia, certamente. Sulla gastroenterologia abbiamo già iniziato a fare chiaramente tutte le colonoscopie, le gastroscopie qua a Vittorio Veneto. Andremo a potenziarlo con l'arrivo di 2 nuovi specialisti, in modo tale che si torni a fare questo. Il discorso della mammografia ha ragione lei, l'ha detto, ha ragione lei, non è fattibile, non è possibile che oggi i sistemi non si parlano, non si possa avere chiaramente anche la possibilità di avere i referti a Vittorio Veneto. Mi farò carico e farò in modo di portare a casa anche questo, cioè voglio dire, perché mi sembra illogico questo. Per quanto riguarda ovviamente le urgenze fatte a Vittorio Veneto, lo dico allora, è chiaro che un'urgenza ha bisogno anche di altre specialità, cioè ha bisogno, quando c'è un'urgenza, parliamo di un'urgenza seria, ci deve essere, allora, 2 le cose sono importanti per l'urgenza, tant'è che non abbiamo per quanto riguarda l'ictus neanche a Conegliano. Allora, c'è quella cardiologica, quindi interventistica, cardiologica, cioè l'IMA, una serie di interventi, e questi c'è un'emodinamica, cioè c'è un'emodinamica una in ogni territorio. Cioè Oderzo non ce l'ha, ce l'ha Treviso, Montebelluna non ce l'ha, ce l'ha Castelfranco, no? Per essere chiari quindi. E per quanto riguarda la neurologia, cioè l'ictus, la trombolisi possiamo tranquillamente farla anche qui, però il problema vero è che proprio per un discorso c'è la neurochirurgia, c'è la neurologia con posti letto, diciamo, attivati, anche quelli di Castelfranco, quando succede questo, o quelli di Oderzo, vanno su Treviso. I coneglianesi, in questo caso, vanno su Treviso. D'altronde è anche vero che uno
si salva quando va in un posto dove ha una serie di alte specialità che altrimenti non può. Provate a immaginare, se io ho bisogno del neurochirurgo, ho bisogno del radiologo interventista che lavora sul cervello, voglio dire, che fa quindi una serie di embolizzazioni al cervello. A Treviso ne abbiamo 2 che sanno fare queste cose qua, che si turnano e vengono a fare queste cose qua nel caso delle urgenze. Cioè sarebbe impensabile che una professionalità di altissimo livello possa essere, ecco, sparpagliata nel territorio, a parte uno spreco enorme, poi loro stessi non si sentirebbero garantiti perché hanno bisogno, il neurologo, dell'appoggio della neurochirurgia, e il cardiologo, quando fa un IMA importante, quindi va a fare uno stent, eccetera, eccetera, ha bisogno dell'appoggio del cardiochirurgo. Tant'è che tante cose, le avevano chiesto anche il cardiologo di Conegliano, non le facciamo perché non c'è la cardiochirurgia. Preferiamo portare il paziente a Treviso in sicurezza e credetemi ne abbiamo salvati tante persone che sarebbero insalvabili in qualsiasi altra realtà. Quindi conviene per certe cose fare 10 km in più in urgenza, c'è un'autostrada, ma salvarsi la vita. Ecco, quindi sì, l'urgenza è impossibile. Diciamo che la gestione ortopedica delle fratture, queste cose qua, sicuramente queste sono cose più, chiamiamole di base, ma che comunque devono essere ripristinate, non ci sono dubbi, con ortopedia. Ecco, però le cose d'urgenza, ricordo anche a tutti, qualche volta che ci dimentichiamo che noi comunque abbiamo, lo dico perché bisogna anche dirle le cose, abbiamo una buona sanità, sì è vero abbiamo le liste d'attesa, d'accordo, le andiamo a sistemare, questa è una promessa, le andiamo a sistemare, però attenzione, cioè, perché credetemi, se noi usciamo dall'Italia e andiamo in qualsiasi altro paese d'Europa, voglio dire, una terapia oncologica che usa anche il nostro oncologo molto bravo di Vittorio Veneto, adesso oggi con gli anticorpi monoclonali va da 40.000 euro a 120.000 euro. Cioè quando parliamo di tumori al seno, gli R2+, ecco, non è il chirurgo che lo salva, il chirurgo porta via la massa, ma è la terapia con l'immunoterapia che salva la donna, con pastiglie che la donna prende, senza fare la chemioterapia, che costano, una terapia costa 80.000 euro. Cioè voglio dire, se abbiamo da fare un intervento di cardiochirurgia, sono 130.000 euro, cioè voglio dire, la nostra sanità è una sanità comunque che risponde in modo universale. Ha le sue pecche, siamo tutti d'accordo, ci sono e sono le liste d'attesa. Sono quelle cose purtroppo che causa il Covid abbiamo perso di vista e abbiamo perso anche specialisti che se ne sono andati. Cattiva programmazione nazionale, specialisti che sono andati dopo il Covid e abbiamo le liste d'attesa. Però attenzione, una sanità di eccellenza come la nostra non la trovate in nessun paese. Io sono stato negli Stati Uniti, ho lavorato un po' anche in Germania perché mi interessava imparare delle cose quando facevo il medico e vi posso garantire che uno va con la carta di credito là e se uno ha la mia età, quindi ha superato i 65 anni, col cavolo che gli danno le terapie da 100.000 euro, lo lasciano andare con le cure palliative. Ecco, quindi credo che è vero, pecchiamo su delle cose, ma per quanto riguarda, voglio dire, una sanità di eccellenza quando serve, c'è ancora e questo credo che sia per noi italiani un fiore all'occhiello. Quindi l'impegno è sicuramente di ripristinare chiaramente quelle specialità di base, citiamo l'urologia, l'ortopedia, per quanto riguarda queste cose qua. Sulla ginecologia non posso promettere niente perché non ho i medici, cioè è inutile che venga a dirvi delle cose che poi non riesco a mantenere. La terapia intensiva sarà fatta, gli ospedali di comunità servono perché sempre di più lavoreremo con la telemedicina. Guardate che chi ha salvato certi pazienti durante la terapia e durante il Covid è stata la telemedicina. Pazienti con demenza senile, pazienti che noi avevamo in carico, pazienti con la SLA, pazienti psichiatrici, quelli che li ha salvati perché hanno avuto comunque un approccio con il proprio, chiaramente, medico che li segue, che li seguiva e che li segue, è stata grazie alla telemedicina. Noi dobbiamo sempre di più partire dal fatto che le case di comunità sono un centro nevralgico per poi fare anche una serie di ovviamente teleconsulti col medico di famiglia, cioè è chiaro che è un sistema che va organizzato, ma questo è il futuro. Questo è il futuro, cioè le distanze le dobbiamo superare con la telemedicina e con i device, cioè con la gestione del paziente proprio a domicilio. Questo è il futuro della medicina.
esiste il rapporto umano col medico, siamo d'accordo, deve continuare a esistere, ma qualche volta, soprattutto diciamo, nella cronicità, si può utilizzare anche la telemedicina, perché è un argomento chiaramente che sempre di più sta prendendo piede, ecco, anche in realtà dove ci sono distanze esagerate e quindi le persone fanno fatica ad arrivare. Chiaramente, ecco, per altre cose, le visite vabbè, è chiaro, l'abbiamo detto, siamo in questa difficoltà, però stiamo lavorando per definire e chiudere questa cosa, e basta, mi pare di aver detto tutto, sì, perché ecco, la mortalità per Covid nelle case di riposo. Beh, intanto il Covid è stata una cosa che noi non conoscevamo, sostanzialmente nessuno conosceva. È arrivato all'improvviso, qualcuno la curava con tachipirina, qualche altro col Brufen, qualche altro non faceva niente, qualche altro diceva beh passa perché è una normale influenza. Quindi c'è stato un momento di sconforto, non c'erano le mascherine perché se vi ricordate non si usavano, quando abbiamo cominciato ad usarle chiaramente era già tardi, perché dopo la prima fase c'è stata effettivamente una grande implementazione di persone contattate dal virus, chiaramente colpite dal virus, e quindi io non darei delle colpe a nessuno. Il problema è che è stata una gestione all'inizio che nessuno conosceva. Poi dopo sono arrivati i tamponi, siamo riusciti a fare diagnosi differenziale, siamo riusciti a capire che c'era il Covid, sono arrivati ovviamente i farmaci antivirali e il mondo è cambiato, ovvio. E la vaccinazione poi è stata quella che ha risolto il problema. Tornando, e chiudo, all'Otorino, non solo l'Otorino è un'eccellenza di cui noi tutti siamo fieri, poi io se volete vi do anche il numero di prestazioni che stiamo facendo, perché non è che noi facciamo poche prestazioni, voglio dire, comunque ecco, a Vittorio Veneto. Tenete conto, io ho le prestazioni 2019 e ho le prestazioni 2022-2023, devo dire che, allora, per esempio, nel 2023 abbiamo le prestazioni chirurgia plastica che negli altri anni non avevamo. Siamo arrivati a farne poche, ovviamente, ma stiamo facendo interventi di chirurgia plastica. La chirurgia senologica, siamo passati da 160 interventi complessivi tra ricovero diurni e ricoveri ordinari, oggi siamo a 290 e dobbiamo ancora finire l'anno. È vero, si viene su anche in equipe da Treviso, però voglio dire il cuore è qui, ecco, il dottor Rizzetto che sta venendo su opererà a Vittorio Veneto, squisitamente a Vittorio Veneto, e i numeri che fa Vittorio Veneto sono i numeri maggiori di quelli che fa Montebelluna o di quello che fa anche lo IOV di Castelfranco. Per quanto riguarda la chirurgia generale di Vittorio Veneto, siamo passati dal 2019 a 826 interventi a 1097 ricoveri, scusate, no interventi. La medicina generale di Vittorio Veneto, eravamo a 1697, oggi siamo a 1849 ricoveri. Recupero e riabilitazione, che si diceva era nel 19 erano 336, nel 2021 ovviamente nessuno, nel 2022 336, oggi siamo a 294 e dobbiamo finire ancora. La pneumologia, che chiaramente nel 2019 aveva avuto 13 ricoveri, 13, 2020 niente, 2022 è 51, 2023 invece siamo già a 75, quindi stiamo ricoverando di più. Adesso qui i medici che arriveranno sicuramente la potenziamo. Quindi voglio dire, anche l'ortopedia stiamo facendo interventi, chiaramente ordinari e non fratture, giustamente come dite, però anche qui siamo passati 2019, no, tanto per dire, 16 interventi di ortopedia. 2022 61, adesso 2023 ad oggi 79, quindi qualcosa si sta facendo con le forze che abbiamo. Quelli che stanno arrivando sicuramente ci daranno la possibilità di fare molto di più e quindi di dare delle risposte. L'ORL di Vittorio Veneto è il nostro punto di forza, nel 2019 faceva 1291 interventi, oggi ne ha fatti, Vittorio Veneto scusate, ORL, 1798. Il 1° dicembre arriva il chirurgo masilofacciale, insieme al chirurgo plastico faranno questa equipe testa-collo, arriva il dottor Rossi che appunto sarà integrato nel gruppo insieme a altri 2 colleghi, uno di Treviso e uno di Udine.
che daranno una mano ovviamente al dottor Rossi, che sarà il primario, quello che ha la WOSD, l'unità operativa semplice dipartimentale, che si rapporterà ovviamente col dottor Bertolin, e quindi sarà una grande e bella equipe. Il dottor Bertolin noi speriamo il più presto possibile, oggi ho visto il direttore della clinica ORL, appunto per strappargli la promessa, dovrebbe ovviamente dare la possibilità al dottor Bertolin di diventare professore associato, e quindi una clinicizzazione però buona, non che Padova viene qua a comandare. Padova utilizzerà la professionalità del dottor Bertolin e del suo gruppo per far girare specializzandi in modo tale che possano acquisire tecnologie e pratica chirurgica che sicuramente in altre parti non possono acquisire, visto le capacità che ha Andy Bertolin. Ecco, io vi ho detto tutto, poi se volete io sono a disposizione per altre domande, però mi pare in qualche modo di aver risposto a tutto. Ecco. Dottor Benazzi, vediamo se c'è qualche altra domanda, tenendo conto che sono già le 10:05. Ecco, lascio la parola al consigliere De Antoni. Sì, mi resta sempre il dubbio dei due atti aziendali che abbiamo in mano, no? Perché io ho questo, stampato oggi, che è quello, diciamo, aggiornato ai sensi della delibera di giunta regionale 102 del 30 gennaio 2023 ed è stato approvato con delibera di sua del 23 maggio, mi sembra una cosa del genere, per cui magari è interessante questo, perché è difficile avere anche dei dati, anche i dati che ci ha dato questa sera sui ricoveri. Sarebbe molto interessante che potessero magari tramite il Comune esserci messi a disposizione, perché ci consentirebbero di capire meglio cose e di, diciamo, qualche volta magari non uscire con affermazioni che poi non corrispondono alla realtà, quindi anche utile per voi. Ribadisco, per quanto mi riguarda, diciamo che l'attenzione più importante deve essere riservata alle specialità di base, perché ok, tutto quello che ha detto sulle specialistiche, però ai cittadini di Vittorio Veneto interessano principalmente le attività di base. Abbiamo parlato poco dell'attività territoriale. Ho il dubbio di cosa saranno le case di comunità, nel senso che lei ha detto qualche cosa. Io ho provato a seguire un po', a cercare un po' sia sul decreto del 2022, decreto ministeriale del 22, sia su quello che hanno fatto altre regioni, perché ci sono già 170, 180 case di comunità avviate in Italia. Ho letto male, e comunque sia la regione Lombardia sia la regione Emilia Romagna hanno fatto qualcosa, e le indicazioni sono un po' diverse a seconda delle realtà in cui si lavora. Volevo solo però concludere con questa osservazione. Sulla prima pagina di questo atto aziendale che ho io, e spero che sia anche il suo, c'è scritto una cosa interessante. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha citato in un intervento che io naturalmente sottoscrivo pienamente: la sanità pubblica è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti nel territorio in cui vive. Ho capito stasera da quello che ha affermato lei che anche lei è un fautore della sanità pubblica. Leggendo i giornali e vedendo quello che succede in giro con tutti questi centri nuovi che aprono, diciamo, forse la tendenza regionale non è quella che auspichiamo, però speriamo che anche con il suo aiuto si riesca a indirizzare la sanità sul pubblico ed evitare che questi privati riescano a occupare così larghi spazi delle attività. La ringrazio nuovamente per la sua presenza, se ci farà avere i dati le sarò grato. Grazie. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente. Dottor Benazzi, la voglio anch'io ringraziare per la sua presenza in questa assise cittadina. Noi tutti consiglieri comunali rappresentiamo i cittadini e ci facciamo carico di quelle che sono le loro preoccupazioni. Per i cittadini del Vittoriese la difesa dell'ospedale e della sanità territoriale è sicuramente uno dei servizi che più ci preoccupa.
Perché vede, dottor Benazzi, proprio in questi giorni un cittadino vittoriese mi riferisce che per fare una radiografia lo hanno indirizzato a Motta di Livenza. Secondo me c'è qualcosa che non funziona. Allora, le persone preposte nella pianificazione, nella programmazione e nel controllo del settore sanità, spero non vengano in considerazione come primo punto la gestione della contabilità, ma abbiano piuttosto attenzione a garantire un adeguato servizio alla popolazione, e io parlo del vasto territorio di Vittorio Veneto, perché anche una gran parte pedemontana nei comuni a noi vicini e che fanno riferimento all'ospedale di Vittorio Veneto. Vede, dottor Benazzi, noi a Vittorio Veneto eravamo forse abituati troppo bene, perché nel passato avevamo 2 ospedali e una clinica. Capisco che non si possono più avere tutte queste cose, ma mi dispiacerebbe che si andasse a diminuire sempre di più quella che è stata la capacità dell'ospedale nostro cittadino. Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Consigliere Bagliana, prego. Grazie. Allora, innanzitutto forse si è dimenticato quando le ho chiesto rispetto al consultorio, il servizio, ecco sì, dopo se me lo riprende, grazie. Io volevo fare una considerazione, innanzitutto sono d'accordo con lei che la nostra sanità regionale e nazionale, oserei dire, è di alto livello e qui non ci piove, ecco perché abbiamo a cuore che rimanga una sanità pubblica accessibile a tutti, quindi siamo d'accordissimo sull'elevata professionalità dei nostri medici in giro per tutta la regione e quindi noi tutti purtroppo dobbiamo purtroppo entrare in questi ospedali per varie ragioni e ringraziamo la disponibilità che troviamo da parte dei medici e degli infermieri che da un punto di vista etico e professionale sono il massimo che possiamo avere, questo sono d'accordissimo con lei. Allora, io vorrei fare un po' un riassunto rispetto a quello che è stato detto, quindi possiamo anche affermare, se lei è d'accordo, che il nostro ospedale rimarrà un ospedale generalista e possibilmente di alta qualità per quanto riguarda le specialità. Questo per evitare, ripeto, che ci siano anche, una volta acquisite delle professionalità interne, che ci sia una fuga appunto di questi dottori e di questi anche infermieri, no? verso il privato o verso anche altre province, perché insomma più di una volta abbiamo visto, soprattutto su certi reparti, purtroppo dei professionisti che si sono spostati in altre province. Detto questo, un piccolo appunto su ortopedia, quindi lei voglio chiederle un'altra volta, garantisce che ci sia un'apertura del reparto di ortopedia, se abbiamo capito, o interventi giornalieri di medici e la sala Gessi verrà riaperta, punto di domanda. Altra considerazione per quanto riguarda il punto nascite. Allora, attualmente i nati cittadini di Vittorio Veneto sono 152. Cioè praticamente ogni anno nascono 152 bambini, se no dovremmo chiudere anche tutte le scuole perché se fossero solo 62, no? Quindi attualmente nascono nei vari ospedali, l'ultimo dato, 152 bambini. Solo Vittorio Veneto. Allora, la considerazione è tutto l'interland di vittoriese, cioè tutti i comuni della fascia pedemontana e anche, quindi voglio dire, il numero. Adesso c'è stata, tra virgolette, anche una fuga per la chiusura, l'apertura del centro nascite quando ha dovuto sopperire da un punto di vista del personale. Quindi c'è stata una disaffezione, voglio dire, negli ultimi anni rispetto al reparto di nascite. Vorrei solo ricordare che era stato inaugurato nel 2017 tutto il reparto nuovo, quindi io non so se siamo nelle condizioni in un futuro prossimo di riportare il punto nascita a Vittorio Veneto. So che ci sono dei parametri per la quale della sicurezza non indifferenti e quindi ci sarà da fare delle considerazioni. Però insomma, sperando in un processo di
di nascite in aumento, magari chissà mai. Altra cosa, volevo soffermarmi sulla questione che non è stata toccata per quanto riguarda la salute territoriale, diciamo che ha varie sfere e soprattutto quella a livello di psicologia, scusate, di salute mentale, che da un nostro punto di vista ultimamente è un bisogno che sta aumentando a livello della società, perché sempre più spesso abbiamo delle situazioni, purtroppo la società è in evoluzione e quindi sarà una tematica da affrontare con più forza possibile rispetto a questo. Magari se ci fa 2 appunti anche su questo aspetto. E vorrei chiudere, dopo appunto che lei mi ha relazionato sul discorso consultori, dove dal mio punto di vista appunto quel servizio territoriale va rinforzato. Immagino che ci siano anche lì carenze di personale e di medici di supporto, però ci tengo tantissimo a rafforzarlo, come naturalmente più volte anche l'assessore Caldarci espressa in questi termini. E non ultimo, scusi? Sì, giusto. E non ultimo, vorrei solo fare un riferimento, una richiesta per quanto riguarda i centri antiviolenza a livello regionale, se la nuova legge regionale mette in discussione appunto i vari centri antiviolenza, tra cui uno importante che ha sede qui a Vittorio Veneto, e quindi vorrei capire se è a rischio, no, ecco, se mi fa un appunto anche su questo, grazie. Grazie consigliere. Direi che facciamo l'ultimo, consigliere Denardi, o no? Ok, prego. Rapidissima, a parte che mi sa che domani, visto come siamo messi noi consiglieri, ci sarà un picco di accessi alla sanità. Anche il Presidente si è messo il giaccone, per cui l'unico... Sì, No. domani veniamo tutti quanti a trovarvi. Anche i comuni hanno i loro problemi, manca di Parlamento. Sì. Dopo però a cascata c'è l'aumento della spesa sanitaria, quindi non so cosa convenga nel complesso. Comunque no, la ringrazio per la questione del ritiro dei referti delle mammografie, se riusciamo a risolvere questa questione. Solo 2 rapidissimi appunti. Uno, lei ci diceva prima, è stata fatta male la programmazione per le specializzazioni. Però messa così sembra che siano stati degli UFO a farla. Sono delle entità ben concrete che conosciamo tutti quanti, insomma, non è che stiamo parlando di chissà cosa, insomma, per cui magari chiariamo chi l'ha fatta male questa programmazione. E quello che mi preoccupa sulla riduzione delle liste d'attesa è che non sia una riduzione effettiva, mi spiego. Sicuramente state facendo più prestazioni di prima e vi state impegnando, su questo nessuno dubita. Però è chiaro che nel momento in cui io, vittoriese, vado a farmi la visita a Mestre o vado a farmi la visita a Pordenone, ce ne sono tantissimi, o vanno a farmi interventi a Pordenone o interventi a Mestre, è vero che la lista di attesa si riduce perché io sparisco da quelli che devono fare la visita, perché l'ho fatta finalmente, ma non sono riuscita a farla in un presidio pubblico prossimo rispetto alla mia collocazione fisica. E allo stesso modo, se io prendo e vado a farmela da privato, ho risolto il problema pubblico perché la visita non me la fa, non esisto più, ma me la sono pagata io. Per cui in questo senso parlo di riduzione apparente o effettiva, perché succede che in alcuni casi le persone se ne vanno a fare una visita non dal privato convenzionato, ma proprio dal privato, o se ne vanno fuori USA, addirittura fuori regione. E non mi pare che questi casi né giochino a favore del buon nome della nostra sanità, del nostro territorio nello specifico, né poi alla fine siano degli elementi che di fatto soddisfano pienamente le necessità dei pazienti e di chi insomma queste visite le deve poi fare. Grazie. Consigliere Tonon.
Grazie. La ringrazio, dottor Benazzi, quando ha elencato il numero delle prestazioni che venivano fatte. E io mi riferivo proprio come dire, cade a pennello l'esempio che lei ha fatto sul punto nascita. È scontato, a meno che non si avveri un improvviso boom demografico di cui non vedo nessun segno ad oggi, che è ovvio che il punto nascite non riaprirà, perché non ci sono i numeri minimi, nel senso per la questione di sicurezza dei nascituri, delle mamme, eccetera. Ma l'esempio è proprio quando lei diceva solo 62 vittoriesi, ma se un reparto funziona, non funziona per i vittoriesi, funziona per il territorio. Tant'è vero che poi lei giustamente ha citato il... Sì, no, che venivano da fuori anche. Certo, ma infatti se un reparto funziona non solo per il territorio, ma anche per l'ambito più vasto, diciamo così, oltre a portare anche frutti, l'abbiamo detto, perché se uno viene da Pordenone e viene qui, l'UIS di Pordenone paga la nostra UIS, giusto? Non era così una volta, penso sia ancora adesso, benissimo. Ma lei giustamente ha ricordato prima che c'è, soprattutto per la cronicità, e sarà sempre di più, probabilmente la telemedicina serve. D'altro canto anche le riunioni, anche noi le abbiamo fatto, cioè sappiamo che rispetto a una volta, molto spesso anziché muoversi da un ufficio all'altro, online si fanno riunioni eccetera. Ma esiste anche, e anche questo lei lo ha ricordato, una prossimità, cioè una vicinanza fisica, per cui in alcuni casi serve... Va benissimo la telemedicina, in altri serve anche la vicinanza fisica. La raggiungibilità, quindi anche del sito, non parlo solo ovviamente del distretto, ma soprattutto dell'ospedale, ha un suo valore. E il nostro ospedale, diciamo francamente, è molto più facilmente raggiungibile rispetto ad altri. È molto raggiungibile, fra l'altro con viabilità tutto sommato anche... come dire, abbastanza moderna, diciamo così, ecco. Che poi il concetto universale di universalità, meglio, del Servizio Sanitario Nazionale, d'altro canto siamo in provincia di Treviso, nasce dalla Latina Anselmi di fatto il Servizio Sanitario Nazionale, quindi l'universalità. Che questo sia garantito per le urgenze, per i ricoveri, nulla questio, è vero. No, non si chiede neanche, non solo non si chiede, come giustamente ha detto lei, la carta di credito, ma neanche la carta d'identità, basta la tessera sanitaria e uno è a posto. Il problema è che talvolta si sente un po' meno, diciamo così, la vicinanza come dire, nei servizi minuti, per esempio in quelli del distretto più legati alla persona o in quelle che appunto sono oggi le liste di attesa per cui uno aspetta. Mi è stato fatto l'esempio per una visita serviva il contrasto, allora lo sportello no, deve chiamare il CUP. Chiama il CUP, no, questo servizio deve chiamare la segreteria. Si chiama la segreteria, no, questo non è affidato a una cooperativa esterna per cui deve andare allo sportello. Talvolta, per l'amore di Dio, tutto è perfettibile, ma succedono anche queste cose per cui varie telefonate, poi bisogna recarsi sul posto, sperando di avere tutti i documenti, perché se ne manca uno bisogna tornare indietro, eccetera, eccetera. Ma questo può succedere a tutti. Io intendevo dire, quando chiedevo per il nostro ospedale pari dignità rispetto agli altri, non le stesse cose. È chiaro che uno per essere operato, vuole essere operato in sicurezza, ovviamente, ha ragione lei, meglio 10 minuti di più in ambulanza, in autostrada, che rischiare la vita, perché però mi operano nel mio ospedale, peccato che dopo sono morto. Sono pienamente d'accordo. Però taluni servizi, ripeto, minuti, diciamo così, vicini alla gente, sono sentiti dalla popolazione. Bene averci garantito in questo Consiglio Comunale che il pronto soccorso resterà pronto soccorso a Vittorio Veneto e lo dico, Vittorio Veneto non se ne è più parlato, ma comunque
fa sempre la città intera, intendo dire la propria parte, così come l'amministrazione. Abbiamo doverosamente ospitato chi aveva bisogno durante il Covid, ospiteremo anche i medicinali per tutta l'ULSS. Grazie, consigliere Tonon. Assessore Antiga. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ho sentito con entusiasmo il dottor Benazzi che snocciola sti numeri, lo fa anche con partecipazione e emotività perché il mestiere sicuramente gli piace molto e gli sta a cuore. Se posso c'è solo una nota che non sono d'accordo, quando si dice pronto soccorso non si tocca. Se magari nel 25 lo facciamo nuovo sarebbe già una buona cosa. Grazie. Grazie. Lascerei le repliche del direttore, prego. Di rispondere anche per quello che non ho ovviamente risposto. Sì, allora, l'attività territoriale, chiaramente credo che in questo territorio le prestazioni che fa già l'ADI, a prescindere dall'infermiera di famiglia, siano prestazioni importanti. Esistono le cure palliative, si fa un bel servizio di cure palliative, sostanzialmente di sostegno alla persona e di accompagnamento. L'hospice funziona molto bene, inutile che vi dica i dati, sta lavorando molto bene. Manca l'ospedale di comunità, l'integrazione vera sarà con l'ospedale di comunità per evitare che le persone poi abbiano problemi nell'inserimento nella rete familiare, magari in mancanza del caregiver, eccetera. Quindi si completa la rete. Per quanto riguarda il consultorio è una situazione provvisoria perché stiamo facendo i lavori nel distretto. Poi è chiaro che li metteremo insieme e lavoreranno insieme, questo è pacifico. Oggi purtroppo stiamo soffrendo dappertutto, compreso dentro l'ospedale, perché una serie di lavori ci porterà ad avere delle condizioni certamente non felici, né per chi purtroppo è ricoverato né per chi ci lavora, ma comunque è chiaro che questo avverrà. Ricordo a me stesso, ricordo a tutti, vale per Castelfranco Montebelluna, ma vale per tutti gli ospedali che sono ospedali a due gambe, chiaramente lo si sapeva quando si sono divise delle specialità da una parte all'altra, è chiaro che qualcosa restava di là e qualcosa restava di qua. Avevamo tentato prima del Covid di fare un'operazione di spostare gli specialisti e anche addirittura di fare in modo che fossero focalizzate anche delle peculiarità che magari ci sono a Conegliano fossero portate a Castelfranco. Non ci siamo riusciti per il problema della carenza dei medici dopo il Covid, cioè non è stata una non volontà. Volevamo fare queste cose e le vogliamo riprendere adesso che i medici pian pianino li stiamo trovando. Io credo, come il Presidente della Repubblica, credo molto nella sanità pubblica e spero che il Presidente della Repubblica, col prestigio e la forza che ha, riesca anche a fare in modo che il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, cominci a ragionare, a dare qualche soldino in più, ovviamente alla sanità pubblica, perché credo che questa sia la chiave di volta. Quindi con la sua diciamo grande autorevolezza posso in qualche modo cercare di fare questa leva che serve ovviamente per aumentare i contratti collettivi nazionali, serve anche per fare in modo che i medici prendano ancora la strada e la vocazione per fare i medici, perché se voi guardate, non vi ho tediato questa sera, ma l'elenco delle specialità che non sono, come dire, appetibili, partiamo dai pronti soccorsi e finiamo ad altre specialità dove ovviamente la libera professione si può fare e quindi ovviamente le scelte dei medici purtroppo si riducono. Per quanto riguarda il CSM, sì, abbiamo il progetto del percorso di vita, il progetto di vita. Voi sapete, l'avrete letto dai giornali, noi abbiamo avuto una sfortuna, noi dobbiamo assumere 32 psicologi. Adesso li stiamo assumendo un po' part-time, un po' non si trovano neanche quelli, un po'. E noi abbiamo 32 autorizzazioni dalla CRIT, però c'è per prenderli dal concorso di azienda zero. Il concorso di azienda zero è andato, c'è stato un ricorso e adesso lo stanno rifacendo, sono alla seconda prova, le prove sono 4, c'è una prova scritta, una prova pratica, una prova orale, cioè 3 anzi scusate, e stanno facendo. Nel momento in cui ci sarà la graduatoria è chiaro che noi prenderemo gli psicologi da mettere dove? Nel consultorio,
nell'NP, cioè nello IAF, dove trattano tutto il problema giovanile che esiste, che è quello dei ragazzi che appunto non hanno difficoltà di inserimento, hanno difficoltà in famiglia, eccetera, eccetera, quindi la presa in carico, e soprattutto la psichiatria, dove sappiamo benissimo, non trovando psichiatri, che possiamo in qualche modo rispondere con gli psicologi. Però stiamo attendendo ovviamente la fine del concorso di Azienda Zero. Per Pordenone, allora, Pordenone, a parte che oggi noi ci troviamo che i medici di Pordenone stanno arrivando da noi abbiamo acquisito 2 radiologi, anzi 3, che arrivano da Pordenone, stanno fuggendo da Pordenone, stiamo acquisendo un pediatra che arriva da Pordenone, acquisiremo 2 chirurghi che arrivano da Pordenone, proprio uno a Vittorio Veneto e uno a Conegliano, quindi non è più, ecco, la chimera di una volta Pordenone, per nostra fortuna, da una parte. D'altra parte il Friuli Venezia Giulia fa una cosa che io ritengo non tanto corretta, ma comunque può farla, è una regione autonoma che privilegia i cittadini del Veneto rispetto ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Non mi pare una cosa corretta, comunque per carità, niente da dire, per carità, modus operandi che io non condivido, ma comunque non importa. Per quanto riguarda il privato, ecco, ci tengo a dirlo, noi abbiamo un privato accreditato che è diverso dal privato puro, cioè è diverso da un privato che so che la gente va anche dal privato, lo so benissimo, ma è chiaro, però il privato accreditato da noi fa il 12, il 16%, cioè minimo rispetto alle prestazioni che facciamo noi. Il problema vero, sì, che noi abbiamo avuto le gareggianti, quindi tanta gente purtroppo ha dovuto andare nel privato puro, cosa che stiamo pian pianino cambiando, invertendo come tendenza, cioè dovete darci anche del tempo, cioè voglio dire, con gli stessi medici che avevamo, 55.000 galleggianti, più quelle che arrivano nuove perché stiamo affrontando, adesso noi le B le facciamo tutte, cioè non c'è nessuno che può dirmi, anzi sfido ad alzare la mano, che uno che ha una ricetta a 10 giorni non gli viene fatta, verrà fatta a 12, ma viene fatta, cioè quella che sarebbe l'urgenza vera, perché poi ci sono le urgenze, le U, che vanno direttamente in pronto soccorso, in reparto, oppure ci sono le B che hanno 10 giorni, 10-12 giorni, ma queste le facciamo, cioè quello che adesso se il medico prescrive B viene fatta, sfido chiunque che qua dentro mi venga a dire che non lo facciamo, perché lo porto in tribunale, perché sta dicendo una bugia. Ecco, invece siamo d'accordo, no, ma è così, signori, alzatevi pure, dopo andiamo a verificarlo insieme, nessun problema, prendo i miei, li stacco l'orecchio, perché questo non deve esistere. Dopo il problema delle D lo sappiamo, è vero, c'è ancora, ma ve lo dicevo, 8.526, le faremo sicuramente entro marzo 2024. Le P, se Dio vuole, siccome spero i medici che sono in graduatoria ci diranno di sì e non andranno in altre parti, ma io spero da quello che abbiamo contattati diranno di sì, allora a questo punto anche a giugno riusciremo a fare le P. Però è chiaro che sono di tempi lunghi, perché 55.000 prestazioni, provate a immaginare, sono tantissime, non sono poche, sono tantissime e noi non ci vergogniamo perché purtroppo 2 anni così, sono stati 2 anni terribili, cioè è stato uno tsunami per tutti, perché i medici sono andati via, continuo a ribadirlo, e perché ovviamente non avevamo alternative, cioè non è che potevamo metterci là e bloccarli, perché il medico decide di andare, cioè un primario di Conegliano è fuggito perché gli abbiamo ordinato di fare, a proposito dell'RX, queste robe, e non è andato via perché Francesco Benazzi è brutto, ve lo dico, Crecci è registrato, perché Francesco Benazzi è brutto, Formentini, che è il mio direttore sanitario, è brutto, solo perché Benazzi e Formentini mi hanno detto che così non poteva andare avanti, che con la radiologia non girava e che o si metteva in riga o se no lo mettevamo in riga noi, è preferito andare via. Certo è più comodo andare nel privato a prendere 6.000, 7.000 e non avere il problema di garantire le guardie, di garantire il presidio di Vittorio, di garantire le liste d'attesa. Questa è la verità. La gente va via, la fuga dei primari. La fuga dei primari è perché li mettiamo sotto a lavorare e quelli che non hanno coraggio e non hanno un'etica se ne vanno. Questa è la verità. Ma d'altronde che alternativa avevamo noi? O li obbligavamo a fare ste robe oppure restavate con le liste d'attesa. E quindi adesso stiamo cambiando marcia anche per quanto riguarda la radiologia. Faremo un concorso di un nuovo primario e speriamo che quello che arriva abbia a cuore anche le B, le D e le P. Ecco, quindi per quanto riguarda i lavori di pronto soccorso prendetela con l'architetto, perché è una vita che dico al mio ufficio tecnico e a Mattiuz che devono fare i lavori al PS di
di Vittorio Veneto, me li hanno promessi e io... No, si era notato tanto e quindi voglio dire, è una cosa che dovremmo fare. Ecco, grazie, io non so se ho risposto a tutti, comunque grazie, scusate, io ho cercato di essere, ecco, di fare il possibile e spero di riuscire a fare meglio, ovviamente insieme ai miei collaboratori. Bene, ringraziamo il direttore dell'UIS, dottor Benazzi, ringraziamo l'architetto Deste, grazie veramente di aver partecipato a questo Consiglio Comunale e aver risposto alle richieste dei consiglieri e dei cittadini di Vittorio Veneto. Domani abbiamo tutti gli influencer. Ecco, sappiamo da dove arriva. Buonanotte.